14 luglio, buongiorno, ben ritrovati, prima edizione. Come sempre l'informazione entra nelle vostre case, saremo insieme fino alle 14:30 con tante notizie e collegamenti da Venezia, da Padova e poi gli aggiornamenti sullo stato dell'arte del nostro territorio. In questa situazione, in questo momento ci saranno collegamenti con la dottoressa Carmela Palumbo, parleremo di maturità, poi toccheremo anche il tema del turismo con la grande crisi che stanno vivendo gli albergatori in questo momento dal punto di vista del personale. Mancano stagionali ed è quello che in qualche modo stiamo vedendo anche nei nostri aeroporti con code, disagi e ritardi legati proprio alla mancanza di personale. Ci occuperemo anche di Covid, quarta dose, tamponi con Livio Patelli, Farmacie Unite e poi in chiusura vi racconteremo il bel progetto avviato dall'amministrazione comunale di Riese Pio X con una sorta di esempio di rigenerazione urbana del territorio, un territorio che come ricorderete nel 2009 fu colpito dalla tromba d'aria di Vallà. Ma partiamo come sempre ovviamente con la cronaca perché c'è stato un gravissimo incidente oggi nel Vicentino. Facciamo il punto con la prima notizia della nostra Luisa Bertini. Tragico incidente tra un'auto e un camion, deceduta una giovane, coinvolto parzialmente un terzo mezzo pesante. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:25 lungo la strada statale 53 Postumia, fuori dal casello di Vicenza Nord. I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto una ventenne. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della giovane. Illeso l'autista del mezzo pesante. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto presenti le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione del traffico, l'effettuazione dei rilievi e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. La cronaca ci porta nel Coneglianese, una ragazzina di 16 anni era scomparsa da 9 giorni a dare l'allarme. La famiglia ora pare che la 16enne stia facendo rientro a casa. Sono viva e sto bene. Fine di un incubo per i genitori della ragazza di 16 anni scomparsa da casa 9 giorni fa. Ieri la telefonata della giovane ai carabinieri di Conegliano ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla famiglia e a tutte le persone che si erano attivate per cercarla. I militari dell'Arma hanno aperto un'inchiesta sulla sparizione mentre la prefettura di Treviso ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Cellulare spento, nessuna notizia per giornate che sono sembrate infinite ai familiari della ragazzina, fino a ieri quando dopo gli appelli la sedicenne si è fatta viva rassicurando sulle sue condizioni. Siamo ora nel Padovano, indagini della polizia locale di Padova sull'incidente mortale di Via Avanzo. Siamo nel quartiere dell'Arcella, fatale è stato il marciapiede. Andiamo a vedere. L'urto della ruota contro il marciapiede gli ha fatto perdere il controllo dello scooter facendolo sbalzare a terra, un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. La vittima dell'ennesimo incidente stradale sulle 2 ruote è Maher Maggiori, 37 anni, tunisino. Lo schianto è avvenuto ieri lungo Via Avanzo all'angolo con Via Giusto de Menabuoi proprio dietro la stazione. Secondo la ricostruzione fatta da alcuni testimoni non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'incidente mortale. Nessun segno di frenata sull'asfalto. Il 37enne avrebbe toccato con la ruota il marciapiede, forse un malore, forse ha deciso all'ultimo momento di svoltare in via De Menabuoi o forse la velocità un po' sostenuta. Le indagini della polizia locale di Padova sono in corso. Non si esclude che il 37enne potesse avere il casco slacciato nel momento dell'incidente. Letali infatti sono stati i traumi riportati alla testa. Maher Maggiori, 37 anni, aveva una figlia di 5 anni, aveva vissuto per qualche tempo nel residence Ibisco di via Altichieri da Zevio con la moglie di origine moldave, ma poi avevano avuto lo sfratto, era in cerca di un lavoro. Restiamo a Padova, è stato affidato l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo dell'operaio morto in un cantiere a Massanzago. Lunedì la procura ha ordinato una perizia sui cavi della gru.
Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Mirko Bottaccine, l'operaio edile morto lunedì all'interno del cantiere di Massanzago in cui stava lavorando. Il pubblico ministero, che sta seguendo le indagini per chiarire la dinamica dell'ennesima morte bianca, ha affidato l'incarico al medico legale. Nel frattempo lo Spisa la sta eseguendo gli accertamenti tecnici. Nei prossimi giorni la procura affederà l'incarico anche per eseguire una perizia sui cavi d'acciaio della gru che si sono spezzati, provocando la caduta del carico che ha ucciso il 54enne capocantiere di Tre Baseleghe. Mirko Bottaccine è stato travolto da un carico di 7 quintali di materiale che si è rovesciato da una grossa cesta legata proprio con i cavi di acciaio. L'incidente non ha avuto testimoni diretti perché Bottaccin era da solo in quell'area di cantiere e pare stesse manovrando la gru. Il mezzo era stato revisionato regolarmente e anche l'operaio aveva svolto tutti i corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Su questo ennesimo incidente mortale sul lavoro è intervenuto anche l'onorevole padovano del Partito Democratico, Alessandro Zan, che ha annunciato che presenterà un'interpellanza in contatto con CGIL Padova al ministro Andrea Orlando affinché il governo predisponga misure d'urgenza per attivare un sistema di prevenzione e controlli stringenti. Restiamo ancora a Padova con la cronaca. Santa Giustina in Colle, con una coppia che è stata aggredita da 2 pitbull mentre cercava di trarre in salvo la loro cagnolina. Assaliti da 2 cani pitbull mentre cercano di difendere la loro cagnolina. Una coppia di Santa Giustina in Colle martedì mattina se l'è vista brutta mentre stavano passeggiando lungo l'Austiglia con la loro cagnetta razza Beagle. Sono stati accerchiati da 2 pitbull che avevano puntato l'animale. La donna è stata morsa alla mano e ha riportato graffi in diverse parti del corpo, mentre il marito, nel tentativo di difendere la cagnolina, è stato graffiato alla gamba. La coppia, dopo essere stata curata all'ospedale di Campo San Piero, ha sporto denuncia ai carabinieri. La cagnolina, invece, ferita gravemente, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico dal veterinario. Non sarebbe la prima volta che i 2 pitbull attaccano un animale. Lo scorso 1 marzo, sempre lungo l'Austiglia, hanno azzannato e ucciso un cagnolino. Secondo le prime ricostruzioni sembra che i 2 molossi vivano in una casa proprio a ridosso dell'Austiglia e che riescano a volte ad uscire dai loro recinti durante le assenze dei loro padroni. Allora c'è un intervento approvato dalla Regione del Veneto, passo decisivo per la conclusione della programmazione 2014-2022. Stiamo parlando del settore dell'agricoltura, ne è stato reso noto dalle parole dell'assessore Federico Caner. Ci sono 3 nuovi provvedimenti del PSR, ovviamente si tratta di bandi che sono stati aperti del valore di oltre 57 milioni di euro, fondi di cui ovviamente la nostra agricoltura, soprattutto per la grave siccità che sta colpendo i nostri territori, ha assolutamente sicuramente bisogno, quindi in arrivo ancora 57 milioni di euro per l'agricoltura. Andiamo a parlare di scuola, maturità. Allora vedo già collegata la dottoressa Palumbo. Carmela Palumbo, buongiorno, grazie per la sua disponibilità, dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, un paio di cose, dottoressa. Siamo alle battute finali, l'esame di maturità 2022, tra tentativi di ritorno alla normalità, il primo anno in cui si è tornati a bocciare, ma anche tanti contagi. Non abbiamo numeri ovviamente, ma proviamo a fare un bilancio di questa maturità che ha trovato anche qualche critica da parte degli insegnanti, ma che insomma tutto sommato è andata bene in Veneto. Sì, come abbiamo detto più volte è un po' il primo passo verso il ritorno alla normalità, quindi a una maturità, diciamo, secondo normativa ordinaria. E questa maturità, diciamo, che ha segnato comunque per i ragazzi un momento di passaggio, direi, abbastanza tranquillo. E non abbiamo ancora gli esiti definitivi, ma fondamentalmente gli esami sono andati complessivamente molto bene per gli studenti, anche con votazioni alte. Del resto questo era prevedibile perché, come sappiamo, questa maturità ha dato comunque un peso preponderante al credito scolastico. Fatto 100 i punti massimi, 50 erano esprimibili sul credito scolastico, mentre per esempio la seconda prova valeva al massimo per 10 punti. Quindi complessivamente come dire, gli esiti per tutti sono stati assolutamente conformi al percorso scolastico e quindi abbiamo dei segnali di comunque bocciature all'interno dell'esame molto contenute, perché chi è stato ammesso all'esame sostanzialmente aveva già un credito più che sufficiente per poterlo superare fondamentalmente, e anche un complesso di votazioni abbastanza alte.
Sotto il profilo della gestione dell'esame abbiamo riscontrato con il nostro corpo ispettivo, che ovviamente era sguinzagliato un po' in tutte le scuole del Veneto, qualche problema nella redazione della seconda prova, che come sappiamo era rimessa alle commissioni, e quindi abbiamo dovuto fare degli interventi un po' anche di supporto, di verifica, ma fondamentalmente le cose sono scivolate abbastanza bene. Senta, alcune critiche sono state sollevate da chi, parlando proprio di maturità, ha ipotizzato la necessità di un ritorno un po' della commissione esterna, cioè di un'altra metodologia di valutazione che chiede agli alunni proprio di dimostrare maturità, cioè un passaggio differente, no? un passaggio appunto diverso. Cosa ne pensa lei, che insomma ne ha visti parecchi di esami di maturità? Ovviamente in questi anni è stato difficile, è stato importante anche venire incontro ai ragazzi che a causa del Covid insomma hanno vissuto anni scolastici particolari, è inutile negarselo, però cosa ne pensa di questa riflessione legata alla commissione interna piuttosto che alla commissione esterna? Sì, io penso che sia una critica, tra virgolette, corretta. Diciamo che questo esame sta in questo contesto di progressivo ritorno alla normalità e quindi l'aver stabilito la commissione tutta fatta di interni, salvo il Presidente, è stata una misura volta ad aiutare un pochino gli studenti, a metterli maggiormente a loro agio. Ma non c'è dubbio che il senso dell'esame un po' si perde in questo modo, per cui si deve, credo, senz'altro tornare alla formula ordinaria della commissione mista, cioè i 3 interni, i 3 esterni e il presidente esterno, in modo da dare all'esame quella polifonia, no? Quella visione a 360 gradi, dove c'è sia il punto di vista di chi ha seguito i ragazzi per tutto il percorso e sia anche l'occhio di chi non li ha seguiti e quindi li vede per la prima volta e non ha, tra virgolette, pregiudizi, cioè già un'idea formata, no? Sulle performance di quello studente. Quindi senz'altro il senso dell'esame si recupera con il ritorno alla commissione esterna e anche, voglio dire, con il ritorno della seconda prova come prova nazionale, quindi definita a livello ministeriale per tutti gli percorsi di studio. Si è anticipato infatti la mia prossima domanda, perché appunto avevamo la prova, quella che uniformava tutti gli alunni a livello nazionale, la prima prova con i suoi 15 crediti, ma poi già nella seconda si rientrava un po' nell'alveo protettivo una prova decisa sulla base del percorso fatto dai ragazzi, quindi concorda anche lei sulla necessità di tornare un po' alla normalità anche dal punto di vista delle prove, quelle standard per tutti i ragazzi. Sì, penso anche che abbiamo visto le prime prove, la prima prova, no, che come dire, ha incontrato molto ovviamente il favore degli studenti, perché si sono sentiti tutti in condizione di scrivere, di affrontarla, di potersi esprimere, però sicuramente, questo parlando proprio con degli esperti, con i linguisti, ma anche con i docenti di lettere, senz'altro l'esame, anche la prima prova, ha perso un po' in termini di complessità. Insomma, nelle prove bisogna puntare in alto, dando la possibilità comunque di valutare poi tutta la gamma delle prestazioni degli studenti, ma non si può proporre un testo troppo semplificato e poco con pochi spunti problematici. Quindi anche la prima prova nella sua difficoltà deve un po' tornare agli standard del 2019 sostanzialmente. Senta, un altro tema importante, dottoressa, è il fatto che la riforma degli ITS di fatto sia diventata legge, però anche qui in maniera un po' problematica e con diverse voci che sono entrate nel coro dai sindacati agli imprenditori, perché di fatto si tratta di questa formazione post diploma altamente tecnologica, che è un po' quello che la società stessa, il mondo del lavoro oggi chiede ai nostri ragazzi. Però da qui pare, per come sia stata presentata e voluta, pare che questa formazione in qualche modo stia nelle mani degli imprenditori e quindi esuli un po' dal percorso. Sì,
Certo, sì, questa è stata un po' la critica delle organizzazioni sindacali soprattutto, che ritengono, diciamo così, che il baricentro del sistema degli ITS si sia spostato più verso l'azienda. Allora, io voglio dire solo poche cose. Intanto gli ITS esistono dal 2008 e la loro fisionomia diciamo, e anche tutta la normativa, la regolamentazione si è andata sviluppando nel tempo con provvedimenti di carattere secondario. Quindi il merito di questa legge non è tanto di aver scoperto chissà che, introdotto chissà che, parliamoci chiaro, cioè la fisionomia degli ITS era già stata delineata, la governance degli ITS era già stata definita, ma con provvedimenti secondari un po' sparpagliati, diciamo anche disordinati. Quindi questa legge ha tutto il merito di aver intanto legificato e condotto ad un'unica fonte, in modo diciamo coordinato, il complesso delle disposizioni che riguardano gli ITS. Poi sicuramente ha stabilito una cosa importante, cioè che la presidenza dell'ITS, che fino ad adesso poteva essere svolta alternativamente o da una figura del mondo della scuola o da una figura del mondo dell'impresa, quindi era la singola fondazione che lo decideva, adesso per legge dovrà essere necessariamente a vantaggio del mondo dell'impresa, e questa è una misura sulla quale siamo d'accordo. Certo. Peraltro il Veneto, come sempre posso dire un po', aveva già anticipato questa misura, perché la Regione e anche noi abbiamo sempre dato questa indicazione di mettere a presidente dell'ITS un imprenditore, uno degli imprenditori, diciamo, di coloro che sostengono e che aderiscono alla Fondazione ITS, perché questo è necessario proprio per dare alla Fondazione ITS quel taglio come dire, di innovazione e di apertura al mercato del lavoro che contraddistingue l'ITS. Poi dal punto di vista del complesso delle norme, diciamo, non ci sono delle innovazioni sconvolgenti, si mette a sistema tutta una serie di disposizioni. Un po' deludente è la scelta di aver confermato dal mio punto di vista il nome, perché il nome continua a essere ITS, che non è più Istituto Tecnico Superiore ma Istituto Tecnologico Superiore, con l'aggiunta dell'Academy, che invece fa confusione con le Academy delle aziende. Secondo me si sarebbe dovuto utilizzare un termine tipo scuole di alta formazione tecnica, che avrebbe dato maggiormente la collocazione corretta della scuola. Comunque, diciamo, complessivamente la riforma va considerata positivamente. Il punto di preoccupazione è che ci sono 17 provvedimenti attuativi piuttosto complessi da adottare, speriamo che questi non zavorrino, diciamo così, quindi non rallentino quella che è un po' la gestione così agile che gli ITS hanno in questo momento e che è un punto di forza. Esatto, anche qui volevo arrivare, no? Cioè, perché gli ITS hanno una gestione piuttosto agile e anche qui di fatto sono percorsi scolastici che ascoltano, sono in ascolto delle esigenze del mercato e del mondo del lavoro. Cercheremo di capire, faremo un po' anche noi da sentinella, come poi tutti questi provvedimenti avranno la loro messa a terra. Dal punto di vista del personale, dottoressa, come siamo messi per già la programmazione invece per il prossimo anno scolastico? Allora, diciamo che rispetto all'avvio dello scorso anno scolastico siamo un pochino più indietro, questo perché c'è stato un ritardo, diciamo, nell'invio del contingente delle nomine in ruolo. Abbiamo la notizia stamattina che sarà data a livello ministeriale l'informativa alle organizzazioni sindacali e poi sarà reso pubblico, e quindi avremo anche noi il contingente sul quale fare le nomine in ruolo. L'anno scorso in questo stesso periodo avevamo già avviato le nomine in ruolo, però diciamo questo non dovrebbe incidere pesantemente comunque, anzi non dovrebbe proprio incidere sui tempi di avvio dell'anno scolastico, perché comunque diciamo riusciremo attraverso delle piattaforme informatiche a gestire rapidamente sia le immissioni in ruolo che le supplenze. Quindi nei prossimi giorni potremo dire quante nomine in ruolo saremo in condizione di fare.
Sicuramente dai concorsi non abbiamo però avuto l'apporto che speravamo in termini di persone che possiamo effettivamente assumere il ruolo, quindi credo che anche quest'anno, ahimè, non esauriremo completamente il contingente che sarà a nostra disposizione, ma riusciremo a fare una metà probabilmente delle nomine in ruolo, speriamo 2/3 delle nomine in ruolo programmate. E i concorsi non hanno dato, insomma, gli effetti sperati? Allora, i concorsi sono stati molto selettivi, i concorsi ordinari, in particolare i concorsi STEM, poi c'è stata la modalità dei concorsi ordinari con le famose risposte a crocetta, no? Che hanno creato molta polemica anche per diciamo dei quesiti sbagliati, ma comunque per una modalità molto, come dire, stile taglione, no? Ecco, che ha escluso molti partecipanti dalla possibilità, insomma, di entrare in ruolo, quindi diciamo non avremo, soprattutto sulle STEM, sulle materie scientifiche, un numero consistente di persone da mettere in ruolo. E sul sostegno rimane il problema cronico comunque del scarso numero di abilitati, per cui lì riusciremo a fare circa una metà delle nomine in ruolo previste dal contingente. Insomma. Quindi c'è il rischio di ritrovarsi come lo scorso anno con qualche alunno che ha bisogno del sostegno che non potrà entrare in classe il 12-13 settembre? No, questo no, perché comunque riusciremo a fare le supplenze in tempo utile per quella data. Però rimane l'alto tasso di personale precario che viene diciamo applicato sul sostegno e un po' anche sulle classi di concorso. Ma continua un po' ad essere il tallone d'Achille, no, del nostro sistema scolastico, così all'avanguardia e che appunto lavora con una riforma degli ITS al passo con i tempi, però poi dall'altra parte, dal punto di vista dei concorsi, perché insomma abbiamo seguito anche noi tutto quello che poi ne è emerso con le varie polemiche ed eventuali ricorsi che ci saranno, quella parte, no, forse rimane ancora un po' orfana, no, di attenzione da parte del governo. In realtà il sistema di reclutamento, per quanti sforzi si facciano, non è stato ancora messo a fuoco come sistema efficiente che possa garantire a tutti i territori, a un territorio come il nostro che insomma storicamente ha parecchio precariato, di colmare una volta per tutte questo gap. Purtroppo anche quest'anno il sistema non avrà quegli standard di efficacia che ci potevamo aspettare, insomma, ecco, visto il numero elevato anche di procedure che abbiamo messo in atto. Tra l'altro, esatto. Dottoressa, grazie davvero per la sua disponibilità, insomma, anche a toccare diversi argomenti, perché ci eravamo sentite precedentemente per parlare di maturità, ma poi ovviamente in questa fase è anche importante uno sguardo un po' più lungo per capire come arriveremo a settembre con il nuovo anno scolastico. Anche qui poi c'è l'incognita dei contagi, immagino che stia seguendo anche lei questo nuovo picco e cercando di capire poi quali saranno le direttive per il rientro in classe dei nostri ragazzi. Si sperava di poter abbandonare la mascherina, ma a questo punto nulla è dato sapere, immagino. No, ovviamente se il picco dei contagi, come viene detto, sarà diciamo a fine luglio e siamo in estate, quindi un periodo in cui diciamo il virus è meno contagioso, comunque si vive di più all'aperto, è chiaro che le premesse non sono delle migliori. Peraltro noi stiamo cercando di fare un approfondimento autonomo, diciamo, un po' noi come ufficio su anche sistemi di ventilazione meccanica o comunque su tutti i sistemi per purificare, per tenere l'aria dentro le classi più riciclata possibile, e se ci riusciamo comunque io ho intenzione di proporre qualche soluzione alle nostre scuole, perché al momento le linee guida nazionali non sono ancora fruibili, insomma. Questo. E allora noi saremo in attesa, ovviamente la ricontatteremo. Grazie dottoressa per la sua disponibilità, davvero. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico del Veneto, in apertura di questa nostra prima edizione dei notiziari. Ora andiamo in pubblicità e poi, per riagganciarci in qualche modo con l'ultimo argomento trattato con Palumbo, parleremo di tamponi, di Covid e di vaccinazione di quarta dose. Lo faremo con il dottor Livio Patelli, Farmacia Unite. Intanto andiamo in pubblicità.
Prima edizione di Antena 3, ben ritrovati. Giovedì 14 abbiamo appena parlato di maturità con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto e provato in qualche modo a ipotizzare quali potrebbero essere le nuove linee guida con il nuovo anno scolastico, anche alla luce del nuovo aumento di contagi, questo picco che dovrebbe arrivare tra circa una settimana del Covid anche sul nostro territorio. Allora adesso ne parliamo dal punto di vista sanitario con il dottor Livio Patelli, nel direttivo di Farmacie Unite. Dottore, buongiorno, grazie. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, senta, intanto io le chiedo una conferma sulle notizie che raccontano un aumento vertiginoso di persone che si rivolgono alle farmacie per poter avere, insomma, fare il tampone. Qual è la tipologia di persone che si rivolge a voi e qual è la percentuale di positività che state riscontrando in questi giorni? Sì, effettivamente da circa 15 giorni c'è un aumento esponenziale della richiesta di tamponi da eseguire in farmacia. Siamo passati da farne una qualche decina, 10-20 al giorno un mese fa, e adesso in mezza giornata riusciamo a farne anche una cinquantina. Le richieste sono tante e sono tutte ascrivibili alla tipologia dei sintomatici, dei pauci sintomatici, cioè quelle persone che hanno qualche sintomo e vogliono sapere se effettivamente sia Covid, e molto spesso lo è. E poi ci sono i contatti di positivi che ovviamente anche loro vogliono testarsi. Rispetto a quella che era la situazione di questa primavera, quest'inverno, non ci sono più gli autocontrolli per motivi di lavoro, perché non sono più obbligatori, e quindi chiaramente chi viene in farmacia a fare tamponi ha un ragionevole dubbio di poter essere positivo, e di conseguenza questa è anche la causa dell'aumento dell'incidenza. Noi vediamo magari un numero complessivo a livello nazionale minore di tamponi eseguiti al giorno, ma un'incidenza maggiore, perché chiaramente tutti quelli che vengono a farli hanno un sospetto di poter essere positivi. Senta, invece l'utilizzo, la richiesta dei tamponi fai da te, insomma il prezzo si è anche abbattuto per questi tamponi casalinghi, quindi l'incidenza e poi da lì come si muovono le persone, perché insomma, abbiamo anche avuto notizia da parte di diversi sanitari che poi magari chi si fa il tampone a casa non sempre ne denuncia la positività. Guardi Anna, sì, adesso ovviamente quello di cui parliamo è un percepito, perché nessuno può sapere certo. La reale entità. La sensazione è che ci sia una fetta di popolazione che decide di non autodenunciarsi e magari di fare correttamente una quarantena domiciliare per evitare di avere un periodo di confino, di isolamento comunque piuttosto lungo, perché quello che a cui stiamo assistendo, e penso che lo sappiano ormai un po' tutti, è che questa nuova variante, sicuramente meno virulenta ma molto contagiosa, spesso è anche difficile da debellare, per cui si rimane positivi per tanti giorni a fronte di zero sintomi. I sintomi compaiono per i primi 2, 3, massimo 4 giorni, poi generalmente la popolazione sta bene, però è costretta a rimanere a casa. Ragion per cui tanti a livello nazionale stanno spingendo per una rimodulazione delle regole di isolamento. Io qua parlo a livello personale, non certo. A livello di Farmacie Unite. Penso che si potrebbe ragionevolmente andare in una direzione di questo tipo, sempre che la situazione negli ospedali sia migliore, rimanga sempre sostenibile. Perché questo? Perché ovviamente se io so che tutto sommato in 5 giorni, anche denunciandomi, poi posso tornare a fare il mio, magari sono più propenso a fare le cose regolarmente. Se invece sospetto di dovermi rinchiudere in casa per 10 giorni, magari qua scatta la voglia di non autodenunciarsi. Quindi sarebbe anche una regola che forse renderebbe più semplice il tracciamento reale dei positivi. Senta, per offrire questo servizio, perché insomma voi ormai siete diventati il punto di riferimento delle persone, anche perché i punti tamponi hanno chiuso, adesso stanno riaprendo anche nel Trevigiano, ma in qualche modo poi era rimasto soltanto il punto della dogana, quindi
insomma le persone, chiunque ha avuto la farmacia come punto di riferimento. In che modo e quanto avete dovuto riorganizzare la vostra attività? Cioè, alcuni si sono dotati di un servizio di prenotazione sul sito internet, altri hanno dovuto aprire l'orario, insomma come avete stravolto il vostro modo di lavorare e lei ritiene che si tornerà indietro oppure no? Allora, sì, effettivamente le farmacie hanno dovuto strutturarsi e rimodulare, come diceva giustamente lei, non solo gli orari ma anche le dinamiche interne. Faccio un piccolo inciso, questo picco estivo che era un po' inaspettato, perché se guardiamo l'estate scorsa il parallelo è completamente differente. L'anno scorso d'estate non avevamo praticamente picco e la situazione era molto placida. Durante l'estate le farmacie, giustamente come tutti i luoghi di lavoro, devono anche far fronte alle ferie dei collaboratori, quindi ferie dei collaboratori che si sommano anche a, in certi casi, le positività, le malattie dei collaboratori e in più il picco di richiesta, questo fa sì che ci sia di nuovo un transito importante e a volte una difficoltà nel gestire tutto, ma ce la facciamo ovviamente strutturandoci come? Aumentando gli orari, gestendosi con del personale esterno. Personalmente noi abbiamo un biologo che viene a fare tamponi in farmacia e così abbiamo demandato il servizio ad una persona dedicata. E poi, come giustamente diceva lei, siccome le telefonate sono tantissime, in questi giorni il telefono è di nuovo bollente, strutturandosi con delle piattaforme di prenotazione fai da te molto semplici, dove basta selezionare il giorno di preferenza, la fascia oraria, inserire nome e cognome, numero di telefono e mail, uno ha automaticamente la prenotazione eseguita. Questo ovviamente ci rende più facile il lavoro al banco e non dobbiamo stare col telefono in mano e la cornetta in mano per gestire le prenotazioni. Sicuramente non è facile, però diciamo che la farmacia moderna ormai lo vediamo da 1 anno e mezzo, 2, è pronta ad affrontare anche questo tipo di servizio, questo tipo di emergenza, e con grande sforzo ma grande abnegazione tutte le farmacie del territorio, alcune anche aprendo presto al mattino o allungandosi negli orari pomeridiani o serali o anche al sabato, riescono a far fronte al numero maggiore di richieste. Invece in che modalità siete coinvolti per la somministrazione della quarta dose? Allora, la quarta dose, così come la precedente, è anche appannaggio delle farmacie, quindi chi decide di attivare il servizio di vaccinazione in farmacia lo può fare. Ovviamente le farmacie che si sono accreditate hanno dovuto eseguire un corso obbligatorio, anche molto corposo, istituito dall'Istituto Superiore di Sanità, sia con una parte teorica che con una parte pratica, quindi anche una sessione di prova pratica di vaccinazione per potersi abilitare. Le farmacie che fanno vaccini sono percentualmente meno rispetto a quelle che fanno tamponi, e il motivo è presto detto. Finché purtroppo i vaccini anti-Covid, quindi quelli attuali, prevedono delle multisomministrazioni, cioè delle fiale che contengono dalle 5 alle 10 dosi, e quindi non una monodose da poter tirare fuori dal frigo e da fare estemporaneamente, bene, finché la situazione sarà questa, noi dovremo sempre organizzarci con delle sessioni organizzate con 10 o multipli di 10 pazienti da inoculare tutti insieme. Quindi questo ovviamente a livello gestionale non è facile, soprattutto visto che i vaccini vengono conservati a temperatura di frigorifero, ma non possono rimanere in quella temperatura più di un tot. Quindi le farmacie che fanno vaccini sono percentualmente inferiori rispetto a quelle che fanno tamponi. Detto questo, i colleghi che fanno il servizio, anche là eseguono il servizio in determinate giornate, prendono appuntamento per una serie di persone che ovviamente dovranno compilare una certa documentazione molto analitica e il consenso al servizio, e in quell'occasione poi verrà fatto l'inoculo e verrà fatta anche poi il monitoraggio nei 10 minuti successivi all'inoculazione per vedere che il paziente stia bene. Ma che fine ha fatto Johnson & Johnson, che doveva essere il vaccino delle farmacie?
Beh, allora, attualmente non so se sia più disponibile appunto il Johnson & Johnson. Che se non sbaglio era stato definito il vaccino delle farmacie proprio per questa questione della conservazione a meno 60 gradi. Esatto, era più facile di conservazione, aveva una durata di conservazione in frigorifero molto più lunga e quindi era anche più elastico nell'essere eseguito. Il problema è che adesso si è visto che i vaccini a RNA, quindi che sono diventati il gold standard, si dice, insomma, la punta di diamante dei protocolli vaccinali, vengono preferiti e di conseguenza anche in farmacia mi risulta che venga fatto principalmente il vaccino Moderna. Si potrebbe aprire una bella discussione, ma entriamo anche in dinamiche di tipo politico, per cui sinceramente non vorrei addentrarmi. Diciamo che le farmacie sono pronte anche per il servizio di vaccinazioni, rimane il fatto che la potenza espressa dagli hub vaccinali in termini di personale addetto e ovviamente di organizzazione è infinitamente più pratico. Magari non saranno dietro l'angolo come ogni farmacia, però chiaramente sono ben strutturati e organizzati. Certo. E aggiungo e poi chiudo, in questi giorni stiamo vedendo un aumento incredibile delle prenotazioni, cosa che ci fa molto ben sperare, perché veramente questa quarta dose che era partita un po' in sordina, a mio modo di vedere sta partendo adesso molto molto bene. Ecco, anche qui volevo arrivare, quindi comunque le persone continuano a rivolgersi a voi anche per la prenotazione della vaccinazione al centro vaccinale. Sì, sicuramente, soprattutto per le persone che magari sono meno pratiche con internet, anche se poi la prenotazione di per sé con la tessera sanitaria in mano non è nulla di complesso, ma noi lo facciamo volentieri. E oltretutto molti vengono in farmacia e prima ci dicono: dottore, cosa pensa, è giusto farla? Perché ovviamente vuoi essere un attimino rassicurato quando non ne sei perfettamente convinto. Ovviamente noi consigliamo a tutte le categorie selezionate, quindi in questo momento gli over 60 e i fragili, di farlo, perché c'è poco da dire. È dimostrato ormai con dati lampanti che i vaccini riducono in maniera drastica i casi gravi, permettono poi in un periodo di 4 mesi di ridurre anche fortemente quella che è la possibilità di ammalarsi, e quindi soprattutto per le categorie fragili è consigliato fare subito la quarta dose booster e non di aspettare la dose autunnale che tutti così agognano, quella aggiornata con l'Omicron, perché sinceramente io credo che come sempre si parla di settembre ma poi si slitterà un po' in là, perché le pratiche normative non sono così veloci, anche se il vaccino è pronto, e quindi ogni Stato poi deve adottare delle autorizzazioni ad hoc, visto che sarà un vaccino completamente nuovo. Poi anche perché giustamente come ha rilevato lei, il picco è adesso, tra l'altro con queste temperature così elevate, soprattutto per le persone anziane potrebbe essere ancora più rischioso. E invece voi come sanitari, quindi medici, infermieri e farmacisti, la quarta dose quando l'avreste prevista? Come rientrate nel sistema governativo, insomma, del CTS? Allora, non se ne sta parlando, ma non c'è ancora una data precisa, ma sono sicuro che fatte le categorie sensibili, quindi gli over 60, anche noi come categorie sanitarie a partire da questa fine estate, inizio autunno, saremo non solo incentivati ma obbligati alla quarta dose, nonostante si abbiano fatte le prime 3 dosi e magari in certi casi anche contratto il virus. Sicuramente i sanitari vengono previsti già dal Ministero come prossime categorie da vaccinare. Non abbiamo ancora la convocazione, ma io mi aspetto tra fine agosto e primi di settembre, comunque alla fine dell'estate, di riceverla a breve, proprio per l'aumento della circolazione della Omicron, e poi chissà, vedremo questa nuova Centaurus. Secondo lei il fatto che in qualche modo, nonostante ci sia questo picco, si sono allentate le misure restrittive, è un bene? Cioè si farebbe comunque fatica a ritornare ai tempi pregressi, quindi grandi limitazioni, ma anche l'utilizzo del Green Pass ad esempio, no? Che di fatto ha tagliato fuori anche dalla vita lavorativa piuttosto che da altri ambienti una fetta considerevole di persone. Cosa ne pensa? Beh, allora, questa è una domanda un po'
trabocchetto, bisognerebbe chiederlo ai politici cosa intendono fare. Io posso esprimerle la mia sensazione. Allora, siamo passati dal no a tutto al sì a praticamente tutto. Sicuramente è stata dettata questa voglia di aprire a delle spinte della popolazione, della società civile, di alcuni partiti politici, ma anche dal fatto che molti paesi prima dell'Italia avevano aperto. C'è voglia di tornare alla normalità e forse queste nuove varianti molto contagiose ma poco virulente ci porteranno prima o poi ad una situazione di quasi stabilità, cioè laddove circolerà molto il virus senza fare grandi danni. E quindi un ipotetico ritorno a un'influenza, a un virus come un altro. Sicuramente questa estate con gli eventi, il no mascherina ovunque, il no Green Pass, ha dato una certa euforia e in questo mescolato alla forte contagiosità del ceppo Omicron ha portato questo picco inaspettato. Detto questo, non so dirle se torneremo indietro. Qualche restrizione in più per l'autunno io me la immagino, me la ipotizzo, sempre precauzionalmente per evitare di arrivare a saturare gli ospedali con gli anziani. Diciamo che la palestra di quest'estate è stata buona perché mi sembra che comunque le strutture ospedaliere, per quanto provate, stiano reggendo l'urto. Certo che d'inverno si sommano anche le altre patologie che abbiamo visto dallo scorso inverno tornare in auge. Poi se mi domanda spassionatamente cosa dovremmo fare, non so darle una risposta, non è il mio lavoro, non sono un virologo, non sono un politico. Un po' di normalità fa bene a tutti perché dobbiamo anche prima o poi sganciarci da questa idea del Covid-19. Bassetti ha detto chiamiamolo diversamente perché il Covid di Wuhan faceva le polmoniti, questa Omicron non le fa se non in casi eccezionali, in persone con pluripatologie, anziane non vaccinate, quindi fondamentalmente dovremmo tararci su una nuova epidemia importante, ma forse con delle tecniche differenti. Dottore, glielo chiedo anche perché lei ovviamente dalla sua posizione ha il termometro della sensibilità della gente, delle nuove abitudini di comportamento. Ad esempio, no? Con questo aumento di contagi le risulta che ci sia un acquisto maggiore di mascherine nelle farmacie, cioè le persone arrivano e hanno ricominciato a fare incetta di mascherine dove di fatto erano state sdoganate praticamente in qualsiasi luogo pubblico, insomma, a parte nei mezzi pubblici, nemmeno negli aerei si usa più la mascherina. Le sembra invece che le persone stiano un po' tornando a volersi proteggere? Allora, di più sì, non parlerei di incetta, almeno personalmente da noi c'è un aumento di richiesta, però io vedo ancora tanta gente che entra molto tranquillamente in farmacia senza mascherina, va in supermercato, quindi là sta molto proprio alla sensibilità individuale. C'è sicuramente una maggiore attenzione perché adesso lo si vede, lo si sente, lo si percepisce che il Covid sta girando molto molto di più, però la gente è anche consapevole che d'estate si sta all'aria aperta, che tutto sommato dai mettiamoci alle spalle un brutto inverno, che questa fa meno male, quindi tutte cose che ti fanno abbassare un po' la guardia. Dovremmo stare un po' più attenti a mio modo di vedere, soprattutto negli ambienti chiusi, soprattutto negli incontri al chiuso con amici, parenti, feste e via dicendo. Ecco, io vorrei che i concerti, almeno lì, con queste grandi masse di ragazzi assiepati, ma non solo ragazzi, anche adulti, ci fosse almeno il consiglio, il suggerimento o l'obbligo delle mascherine, perché penso che quelli possano essere dei grossi focolai. Certo. Senta, in ultima battuta, dottore, approfitto della sua presenza per chiederle una precisazione. Facciamo un passo indietro, torniamo ai tamponi. Qual è la sostanziale differenza tra fare un tampone in farmacia, quindi con una persona formata, e l'autotest, sia per quanto riguarda il tampone che poi viene fatto, quindi fisicamente il tampone, sia il come farlo? Diamo un po' queste linee guida alle persone che ci stanno ascoltando, anche per sapersi orientare nella scelta. Volentieri, e la ringrazio di questa domanda perché noi cerchiamo nel quotidiano di consigliare al meglio su come utilizzare questi test di autocontrollo.
a volte magari ci manca il tempo. Allora, sicuramente gli autotest ormai hanno una buona sensibilità, ci è capitato di vedere tanti casi, tantissimi casi di persone che si autotestavano a casa, poi ci chiamavano eventualmente per fare un test di conferma qua in farmacia e regolarmente veniva confermato. Quindi i test sono validi e diagnosticano anche la Omicron. Ecco, piccolo inciso, abbiamo notato che non solo qui, ma lo abbiamo letto anche su alcune pubblicazioni, che effettivamente la Omicron stranamente dà sintomi precedentemente alla positività. Cioè, cosa vuol dire? Che io posso avere un po' di tosse, un po' di mal di gola, qualche linea di febbre, vado a farmi i test in farmacia e risulta negativo. Che bello, vado a farmi cena con gli amici. Attenzione, spesso la positività è ritardata di 48-72 ore, per cui nel caso di dubbi rimaniamo comunque isolati il più possibile finché non facciamo un test di controllo 3 giorni dopo. Per quel che riguarda la differenza tra la farmacia e il domicilio, allora in farmacia chiaramente sia che sia un farmacista abilitato, sia che sia un personale esterno, un biologo, un medico, a fare questo tipo di servizio, ovviamente c'è una certa manualità legata anche al fatto che se ne fanno molti e quindi la capacità di sapere dove andare a fare il prelievo nasale, come ruotare, come infilare correttamente il tampone, la quantità corretta di muco eventualmente da prelevare e tutte le procedure sono standardizzate. A casa quello che possiamo dire noi ai fruitori e agli utenti è di piuttosto ben infilare, magari lentamente, magari ruotando tra il polpastrello il tampone all'interno del naso, non avendo paura di farsi male, perché sono tamponi molto sottili che entrano molto facilmente all'interno del naso e fino ad una certa profondità. Quando cominciamo a sentire un certo fastidio, ma il fastidio deve essere reale, non una sensazione, cominciamo a ruotarlo 5-6 volte e lo facciamo sia da una narice che dall'altra. A questo punto il prelievo sarà sicuramente fatto in maniera corretta. Starà poi a noi ad inserire il tamponcino all'interno della provetta con il liquido, lasciarlo per qualche secondo, qualche decina di secondi in modo tale che la mucosa prelevata venga in contatto con il reagente e a quel punto chiudere il tappino della provettina e inserire le 3, 4, 5 gocce a seconda poi del dispositivo. La consiglio sempre di leggere molto bene le istruzioni prima di farlo, prima di depositare all'interno della cuvette. Così facendo il prelievo sicuramente verrà fatto in maniera corretta e di conseguenza anche il risultato sarà molto attendibile. Quindi l'errore più comune sostanzialmente è il fatto di magari fermarsi al primo fastidio e non insistere un pochino di più. Alla luce comunque di quello che lei ci sta dicendo, è consigliabile, proprio perché lei ci diceva ci sono i sintomi e magari il tampone è ancora negativo, è consigliabile ripetere più tamponi, magari non fermarsi al primo tampone casalingo che ci dà la negatività, ma se i sintomi persistono provare quantomeno a farlo anche il giorno seguente, immagino. Sicuramente, io direi di far passare tra un prelievo e l'altro, tra un tampone e l'altro, anche 48 ore, diciamo, un giorno sì, un giorno no. Così facendo nel giro di 3-5 giorni abbiamo fatto 3 tamponi e a quel punto possiamo essere moderatamente sicuri che non siamo stati infettati dal Covid, ma sia magari l'aria condizionata o un banale raffreddore estivo. Che anche quello è uno dei problemi stagionali, l'aria condizionata, quindi anche quello insomma bisogna stare attenti. Livio Patelli, grazie davvero ancora per la sua disponibilità, abbiamo provato a spulciare tutti gli argomenti utili per dare le notizie ai nostri telespettatori, poi ci riaggiorniamo quando saremo a campagna vaccinale inoltrata e quando ci saranno insomma anche delle novità. Grazie dottore. Grazie Anna, grazie a tutti i telespettatori, buona giornata a tutti. Arrivederci, buona giornata. Farmacie Unite con Livio Patelli, abbiamo parlato di Covid e allora adesso andiamo nel Padovano perché sono partite le prenotazioni per la seconda dose booster, che è la 4ª vaccinazione. L'ULSS 6 ha reso disponibile un portale, andiamo a vedere il servizio. Crescono i contagi da Covid e crescono le ospedalizzazioni. Ad oggi sono 17.605 i positivi a Padova e provincia, un balzo in più di oltre 2.000 unità rispetto a martedì. Per cercare di fermare questa nuova ondata, via libera ai vaccini per tutti gli ultrasessantenni e per i maggiori di 12 anni ad elevata fragilità.
L'ULSS Euganea ha messo a disposizione un sito per prenotarsi. Nella giornata di martedì sono stati quasi 1200 le dosi di vaccino inoculato in tutta la provincia. Con l'avvento delle ferie resta sempre importante vaccinarsi, come conferma il responsabile di allergologia dell'azienda ospedaliera di Padova, il dottor Mauro Cancian. Quest'anno stiamo assistendo a una situazione particolare perché questo incremento di incidenza si verifica proprio in concomitanza col periodo delle vacanze, un fatto che per esempio l'anno scorso non si era assolutamente verificato, e quindi emerge anche l'esigenza di vacanze sicure, perché noi possiamo recarci in vacanza anche in aree in cui l'assistenza sanitaria non è sempre di un livello adeguato, come per esempio nella nostra regione, nella regione Veneto, e nell'andare in vacanza ci esponiamo a un sacco di persone che magari affollano luoghi chiusi. Pensiamo agli aeroporti, pensiamo agli stessi aerei in cui molte volte attualmente si vede purtroppo che viene abbandonato l'utilizzo della mascherina, che invece sarebbe fondamentale. Quindi vaccinarsi prima delle vacanze rappresenta anche, costituisce anche una certa garanzia di potersi recare serenamente nei luoghi di villeggiatura. Con la quarta dose ora nel Trevigiano, come anche ha detto il dottor Patelli, contrariamente alle aspettative, le prenotazioni per la quarta dose dei pazienti fragili sono state copiose. Dagli ultimi dati che abbiamo avuto dall'Istituto Zooprofilattico Veneto, sui casi che noi abbiamo, siamo intorno al 79% e abbiamo questo, direi, triste primato. Omicron 5 è la variante che in questo momento colpisce maggiormente nella Marca. La percentuale di contagi sfiora l'80%, solo la settimana scorsa aveva superato di poco il 50%. La nota positiva, almeno per ora, è che la pressione ospedaliera rimane sotto controllo. Lo dico con estrema cautela, sono 3 giorni che abbiamo 140 persone ricoverate. Abbiamo 2 persone in terapia intensiva a Treviso e una persona a Montebelluno, a Conegliano. Si tratta di persone che avevano altre patologie o che non avevano completato il ciclo vaccinale, a dimostrazione che il vaccino serve per evitare di essere ricoverati e per evitare anche il long covid che, spiega Benazzi, può dare problemi pesanti. Intanto da oggi è scattata la possibilità per gli over 60 di effettuare la quarta dose. Oggi nei centri si accetta la vaccinazione anche senza prenotazione, ma da domani è importante iscriversi nel portale per evitare code e disagi. Ribadisco che quindi si deve fare il vaccino, abbiamo la possibilità di avere i nostri centri, come andare anche nelle farmacie del nostro territorio che faranno anche loro le vaccinazioni. Venerdì incontro anche i medici di famiglia per proporre loro la possibilità di fare le vaccinazioni anche loro, per ampliare lo spettro in modo tale che così il cittadino ha più punti dove andare senza far code e la disponibilità soprattutto vicina, perché le farmacie sono capillari nel territorio. Per tutti gli altri si attende l'autunno, quando arriverà il nuovo vaccino che dovrebbe andare a coprire queste varianti e che sarà disponibile anche per gli anziani e fragili che hanno fatto la quarta dose. In linea di massima, da quello che ci sta dicendo anche l'AIFA, eccetera, dovrebbe essere tra settembre e ottobre, quindi tutti gli altri dovranno fare, chiaramente le persone a rischio, immagino, il vaccino come sapete non è obbligatorio, faranno questo nuovo vaccino che andrà a proteggere ovviamente per quanto riguarda le varianti. Ora a Villorba con le persone che stanno iniziando appunto a effettuare la quarta dose, cioè la seconda dose booster. Escono man mano gli over 60 che hanno appena fatto la quarta dose. È il primo giorno della vaccinazione aperta anche a questa classe di età e solo nella mattinata sono arrivate ben 450 persone, tenendo conto che nei giorni scorsi la campagna vaccinale aveva subito un rallentamento importante. Molto contenta perché so che dilaga, io devo viaggiare, ho contatti non così frequenti, ma è importante. Mi sembra che siano 2 giorni che il Ministero ha dato la determina per gli over 60 anche, quindi è bene premunirsi, insomma, è bene non rischiare, non voglio rischiare. C'è un'esigenza di tutela quantomeno rispetto alle forme più gravi. Ho telefonato subito, mi sono messo in nota e ritengo che è un dovere di tutti. Anche preoccupato perché c'è davvero un'ondata pazzesca in questo momento? Purtroppo se non si rispettano certe regole le conseguenze sono queste.
Sono stati allungati gli orari dei centri vaccinali per consentire a più persone di poter accedere senza problemi. Questa giornata ha già dato segnali positivi, ci dicono i sanitari. La gente sta arrivando, gli over 60? Sì, sta arrivando anche senza prenotazione direttamente. Risponde direi bene. Non solo over 60, ma anche qualche over 80 che ha deciso, visto l'aumento di contagi, di fare la quarta dose. Il mio medico mi diceva aspettiamo a settembre e io stavolta neanche gli ho detto niente. Mi è arrivata una comunicazione, mi ha convinto ulteriormente e allora ho detto vado a farlo e al mio medico non gli ho detto niente. Ho fatto anche le altre e mi è andata sempre bene. Quanto sta impattando questo nuovo balzo dei contagi anche sul turismo, soprattutto in un momento in cui i ristoratori, gli albergatori fanno anche fatica a trovare personale? Ne parliamo con Emanuele Boaretto, presidente degli albergatori delle Terme, e vedo collegato invece Fabio Legnaro, imprenditore del turismo. Io l'ho definita così, siamo all'antica trattoria Ballotta, ma non solo, anche membro di Confesercenti. Parto da lei, Fabio. Buongiorno e ben ritrovata intanto. Buongiorno e grazie a voi per questa opportunità. Allora, partiamo da qui. Quanto sta impattando questo Covid con i contagi magari del personale, con la paura delle persone di tornare al ristorante? Oppure le sembra che invece in questo momento il Covid sia l'ultimo dei problemi per il settore? Non è l'ultimo dei problemi, è un problema che c'è, lo sentiamo, a volte lo percepiamo anche direttamente perché qualcuno dei nostri staff subisce questa cosa. È un punto importante nella recessione, chiamiamola, che abbiamo noi come persone che ricevono gli ospiti. Ci sono altri problemi anche più grandi che non le nascondo, che a volte ridurre un po' la richiesta non ci fa male. Perché ci troviamo proprio grazie al Covid, forse è stato lui per primo a crearci questo problema, un po' scarsi di personale. È successo questo che 2 anni fa, quando è cominciato il blocco, le persone che, soprattutto i capi servizio, quindi gli chef, i barman, i maître, parliamo di locali, esercizi pubblici, le persone che erano cresciute con noi da 20-30 anni, persone affidabili, persone che continuavano a far andare avanti i nostri locali, non potevano rimanere fermi quando c'erano i blocchi con 800, 900, 1000 euro di cassa integrazione. Erano persone abituate a fare orari più importanti di altre persone, lavorare la sera, il sabato e la domenica, c'è un'indennità anche per tutto questo che porta ad avere uno stipendio un po' più alto. Persone che magari sono comprate la casa, la macchina, hanno figli eccetera, di avere più 800-900. Tanto più si sono bravi, erano i capi servizio, gente che stava da fare per conto suo, e gente che si è spostata, ha trovato altro impiego, magari in situazioni dove ci sono dei turni serali o notturni o festivi, dove qualche altro operaio faceva fatica a fare, anche con una remunerazione più alta, sono riusciti a prendere questi posti. Si sono trovati davvero qui nella zona bacino termale Uganeo, prendendo anche i colli Ugani, la mancanza di 6-7 mila persone, non 6-700, 6-7 mila persone nelle cucine, nelle sale, nei barman, eccetera. E questo ha creato un problema non da poco, da dover rinunciare a prendere qualche gruppo, qualche comunione, qualche cresima, qualche matrimonio, perché non si riesce a far fronte a questa mancanza di personale. Insomma, abbiamo cercato anche noi di rimboccarci le maniche e di far crescere qualche ragazzo che magari studia e fa degli extra con contratti a chiamata o altre cose, però il problema c'è, è pesante per noi in questo momento. Pensi che personalmente noi abbiamo 4-5 esercizi fra alberghi, ristoranti nel bacino termale, nei Colli Ugani, eccetera. Abbiamo dovuto in questo periodo, ma l'avevamo fatto a gennaio, subito dopo il giorno di Natale, l'avevamo fatto l'anno scorso a Ferragosto, dare dei turni locali, cioè fermare un locale per portare il personale, soprattutto i capi servizio, negli altri locali a tamponare quello che succedeva. In mezzo a questo lavoro, insomma,
di tappare i buchi importanti che servivano, c'era anche qualcuno che prendeva il Covid che doveva rimanere a casa. Quindi pensate per noi che fatica è stata ed è ancora adesso portare avanti. Quanti locali ha lei? Ci dà qualche nome? Poi sono conosciutissimi ovviamente nella zona di Colli Euganei, giusto per capire la mole, insomma, quanti dipendenti in tutto ha? I dipendenti ne abbiamo a contratto fisso una 60ina e poi un'altra 20ina a chiamato part-time o purtroppo dobbiamo appoggiarci anche a qualche azienda esterna che ci mandi il personale. Noi abbiamo 4 locali, 4 ristoranti aperti, un albergo e quindi la sentiamo forse un po' di più degli altri, ma riusciamo proprio per questo, mettendo in stand-by qualcosa, a far funzionare gli altri. Allora, Emanuele Boretto lo vedo collegato, poi ovviamente Fabio torniamo da lei, trasliamo, no, la stessa domanda anche per quanto riguarda le strutture recettive, c'è anche da lei questo passiamoci il personale perché altrimenti, perché insomma questa necessità di tappare i buchi, stiamo parlando di necessità di tappare i buchi per questa stagione e poi le chiedo anche quanto il Covid ha impattato questo aumento dei contagi per quanto riguarda le prenotazioni. Buongiorno a voi. Buongiorno. Non posso che confermare quanto ha detto un attimo fa l'amico Fabio. Purtroppo anche il settore proprio alberghiero soffre moltissimo di questa situazione. Il Covid è stato una svolta epocale che ha praticamente allontanato molte persone che lavoravano nelle nostre strutture per poterle poi essere impiegate in strutture dove magari non si lavora il sabato o la domenica e dove non si lavora la sera. Questa è una cosa che va detta. Comunque vorrei fare riflettere chi ci sta anche ascoltando in questo momento che se voi controllate il grafico della popolazione italiana, quello che viene lavorato dall'Istat in continuazione, voi potrete notare che da 15 a 30 anni la popolazione italiana è pressoché la metà di quella che è tra 45 e 60 anni. Questo significa che uno dei motivi per i quali non si riescono più a trovare anche giovani o ragazze o ragazzi che desiderano trovare un posto di lavoro è perché effettivamente numericamente ce ne sono meno. Poi volevo portare anche l'attenzione, spero che ci sia qualche politico che ci ascolti. Noi abbiamo avuto dei casi di persone che per esigenze familiari avevano contratti part-time, si sono fatti licenziare o si sono licenziati e si sono messi con il reddito di cittadinanza che comprendeva una cifra più alta del lavoro che prima avevano magari a 3 o 4 ore giornaliere perché avevano i figli da accudire piuttosto che altre soluzioni, anziani da assistere eccetera. Quindi abbiamo innescato dei meccanismi perversi che hanno tolto la disponibilità di alcune persone che prima lavoravano, si sono invece ritrovate a richiedere il reddito di cittadinanza. Un altro punto che volevo portare all'attenzione dei nostri politici è che c'è una disoccupazione in Italia che garantisce un sussidio per 2 anni. Questo non fa altro che accomodare le persone, specialmente quelle più giovani, in situazioni di tranquillità presso magari il proprio divano a casa e non cercare un posto di lavoro perché effettivamente per 2 anni hanno comunque un sussidio da parte dello Stato. E poi non dobbiamo certamente dimenticare che la gente oggi desidera sempre più tempo libero e sempre meno, diciamo così, impegno nel proprio lavoro, anche perché ci sono tutta una serie di generosità da parte dello Stato che garantiscono comunque una vita. Io credo che a questo punto prima o poi dovrà saltare qualcosa e sicuramente salterà nei prossimi mesi. Immagino, sta già saltando tra l'altro il partito che ha proposto e ottenuto il reddito di cittadinanza, cioè siamo sull'orlo della crisi di governo. Ma i danni causati alla nazione italiana sono incalcolabili. Tenga presente che in questo momento i miei amici presidenti di altri federalberghi provinciali d'Italia mi stanno comunicando nella chat nostra: ci sono aziende che non hanno riaperto in montagna o al mare, ci sono ristoranti che non sono aperti, sono rimasti chiusi, ma anche il personale.
un resort in Sardegna addirittura prende le prenotazioni, le persone, ma fanno solamente pernottamento e forse colazione. In ogni caso possono garantire o presso una pizzeria o un ristorante nei paraggi il pranzo alle persone. Quindi c'è una situazione che è veramente kafkiana, drammatica se vogliamo, per certi aspetti, che sta mettendo in crisi il settore dell'accoglienza. E poi c'è la novità che non riusciamo ancora ad inquadrare bene, questa corsa forsennata all'accoglienza extra, cioè appartamenti che possono accogliere le persone, che possono godere, nel caso in cui questi siano regolarmente denunciati, un trattamento fiscale di enorme favore. Agriturismo, che hanno chiesto, c'è una proposta di legge anche nel Veneto di passare a 60 posti letto negli agriturismo, sono di fatto degli alberghi, esatto, ma godono di una condizione fiscale di favore e vie più che non hanno nessuna delle normative che invece gravano su chi ufficialmente ha una struttura ricettiva alberghiera. Quindi si sta innescando tutto un meccanismo, lo possiamo vedere anche con i taxi oggi a Roma o a Milano o a Torino, con Uber. Ci sono innescati, sono nati dei meccanismi talmente perversi che stanno portando molta economia bianca in una zona grigia dove ci sono facilitazioni dal punto di vista fiscale, ma anche carenza o assenza di normative. Noi vogliamo dire a tutti: stesso mercato, stesse regole. Quindi giustamente lei dice Boaretto, lei dice non chiamate la concorrenza. Mi ha fatto l'esempio dei tassisti con Uber, no? Perché ovviamente c'è stato lo sciopero contro il DDL concorrenza, ma non è nemmeno concorrenza in questo caso, proprio perché le condizioni non si parte dalla stessa base. Ma un po' provocatoriamente le chiedo, voi sareste intenzionati anche a fare come i tassisti, cioè a scendere in piazza per far sentire la vostra voce? Noi siamo troppo pochi e non siamo importanti per chi deve essere eletto, siamo troppo pochi. Siamo circa 30, sta calando il numero degli alberghi in Italia, erano superiori ai 33.000, siamo mai scesi, siamo prossimi ai 32.000, proprio perché le strutture ricettive alberghiere incontrano una tale mole di burocrazie e di normative da rispettare che allontanano le persone che vogliono fare questo tipo di attività. Quindi è un passaggio importante che serve di rivedere tutta la materia, ma a livello nazionale, non più puntuale o regionale, perché effettivamente andiamo a togliere o a distruggere un settore o mettere in difficoltà un settore che effettivamente garantisce all'Italia un 14%, un 13% del PIL. E poi, lo dobbiamo dire, di questo 13% del PIL la maggioranza viene importata dall'estero tramite i turisti stranieri. Quindi noi portiamo in Italia energia economica che è utile poi a mandare avanti tutta la macchina italiana. Non dare attenzione a questo settore e soprattutto a questi meccanismi significa volersi fare del male. Boaretto, allora andiamo un attimo a Venezia, proprio perché stiamo parlando di turismo e quindi è un problema che riguarda anche i veneziani, ma non per parlare di alberghi, ma per raccontarvi la storia di Sara. Per noi c'è Ilaria Marchiori. Intanto chiedo ai nostri ospiti di attenderci pochi minuti perché Ilaria è in compagnia di Sara. Buongiorno Ilaria. 7, 8. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi vedete, sono proprio a bordo di una gondola, non è una gondola qualsiasi, ma è la gondola che, come vedete proprio dalle immagini di Sandro Ponchio, sta portando Sara Pilla. Chi è Sara? Allora, innanzitutto Sara è una ragazza splendida, come la potete vedere, 22 anni e si è appena sta approcciando il suo obiettivo è quello di arrivare a Miss Italia. Ha appena passato la selezione veneziana, questa è solo la prima, ne passerà sicuramente tante altre, ma qual è la sua particolarità? Sara è una gondoliera, pensate, anzi la vedete, ed è una gondoliera bravissima. Allora, innanzitutto Sara, prendi tu la parola perché altrimenti racconto tutto io. Va bene. Innanzitutto abbiamo una mattinata un po' di difficoltà perché la città è trafficata. Adesso noi ci siamo spostati in un Rio più tranquillo. Così possiamo parlare con calma. Esatto. Allora, innanzitutto tu... Per piacere, sono Sara Pilla
Io ho 22 anni, sono nata a Venezia e principalmente ho 3 passioni. Quella della gondola che mi ha trasmesso mio papà fin da quando sono piccola a Vogo, perché approfittavamo per stare un po' di tempo insieme, e comunque è una passione che si trasmette ancora dal bisnonno che lavorava per le casate veneziane. Poi un'altra mia grande passione è il canto, sono cantautrice, studio canto e composizione, pianoforte, ho fatto tanti anni di flauto traverso, scrivo dei miei inediti. E poi hai la passione poi delle sfilate. ovviamente la passione per le sfilate, se no non mi sarei iscritta in Miss Italia ovviamente. Un sogno enorme, grandissimo sarebbe di vincere appunto Miss Italia. Ovviamente sarei felicissima di arrivare in finale con il titolo di Miss Veneto, perché vorrei portare alto il nome delle donne, grazie anche alla gondola, per far vedere che possiamo fare qualsiasi cosa. Eccolo un attimo, perché noi qui siamo, lo spieghiamo bene, siamo in diretta, come avete visto Sara si è appena abbassata perché siamo anche in movimento e non è semplicissimo. Voi ora non lo potete vedere, ma dietro la nostra telecamera c'è Fabio Pilla, che è il papà di Sara, gondoliere storico anche lui, perché avete sentito una tradizione di famiglia che portano avanti ancora dall'epoca del bisnonno di Sara, e quindi ci sta anche dando una mano, ci sta coadiuvando, perché tra l'altro mi dicevano che questa mattina la corrente è anche abbastanza importante, quindi dobbiamo fare un pochino di attenzione anche noi. Come si dice, il bello della diretta. Quello che volevo chiedere però a Sara è anche un'altra cosa, visto che tu hai parlato di donne, ricordiamolo che a Venezia le donne gondoliere ad oggi sono 5 donne gondoliere, e Sara, se non sbaglio, Sara, tu sei l'ultima, perché lo sei diventata a febbraio, no? Sì, sono una delle ultime 3 che siamo entrate a febbraio con l'ultimo bando, e ne sono estremamente orgogliosa. Per me è veramente importante far vedere che la donna può fare qualsiasi cosa, quindi mi sento di avere anche una responsabilità grande insieme alle mie compagne. Senti Sara, non è facile portare una gondola, perché noi che siamo qui a bordo, cioè è veramente grande, serve anche tanto muscolo, tanta preparazione. Cosa fai e che cosa hai fatto per riuscire a portarla? Perché la sta portando davvero bene, ve lo garantisco. Io, diciamo, ci sono nata in gondola, quindi ormai i movimenti che faccio sono quasi abituali. Però è come andare in bici, una volta che hai imparato sei a posto. Ovviamente bisogna avere un po' di massa muscolare, questo sì, sicuramente, però lo può fare qualsiasi donna, è solo un fatto di abitudine, veramente. Per il resto si va dritti, tranquilli, poi in mezzo anche a questi rini nella massima serenità, si è veramente spensierati, si può dire anche. Ecco, infatti lo scenario è davvero splendido. Tra l'altro adesso stiamo anche per passare un altro ponticello, quindi Sara a breve si abbasserà. Dicevi che tra le tue passioni ci sono appunto le sfilate, motivo per cui il tuo nome è balzato proprio su tutti i giornali, l'abbiamo visto in questi giorni, perché hai passato questo concorso. È il primo, ne avevi fatti altri, lo fai da molto tempo? È il primo che faccio a Miss Italia. Ho fatto qualche lavoro per qualche compagnia, qualche casa di moda locale, però mai fatto concorsi così importanti, seri, e quindi diciamo alla fine è il primo vero approccio, quindi sono felicissima di questo risultato. Partire così in quarta è una grande cosa. Te lo aspettavi? No, a dire la verità. Io sono partita sempre carica perché sono una persona molto determinata, quindi mi piace partire sempre positiva e insomma con l'idea magari anche di vincere, ovviamente. Però diciamo comunque ci sono sempre tantissime belle ragazze alle selezioni, altrettanto brave, quindi ovviamente insomma non è facile aspettarsi una vincita così subito, anche semplicemente passare.
Ecco, sicuramente è anche impegnativo, perché noi in realtà dovevamo vederci già ieri, ma tu mi hai detto guarda, io sono fuori Venezia perché sto facendo sfilate, mi sto impegnando, cioè è molto impegnativo. Di qui in avanti lo sarà ancora di più. Certo. Cosa dovrai fare? Come dovrai gestire il tuo tempo, le tue giornate? Io adesso le mie giornate le gestisco principalmente, adesso sono dedicate alle sfilate, alla moda. Ieri ad esempio era un'altra selezione per Miss Italia. Diciamo che è stata fatta come esercitazione, perché essendo già passata alle regionali, alla fine diciamo, l'ho usata come per esercitarmi, per cercare di prepararmi al meglio per poi andare alle regionali, e quindi dopo ci sarà un'altra tappa anche più avanti, sempre prima delle regionali, a cui andrò sempre perché ci tengo molto ad arrivare al massimo preparata. Ecco, questo è quello che ci auguriamo naturalmente anche noi, perché comunque è una ragazza splendida, con tantissime passioni, e che più avanti andrà più porterà alto anche il nome di Venezia. Ti chiedo solo una cosa, Sara, la terza passione è il canto. Ci lasci i nostri telespettatori con un pezzettino, che magari una tua canzone preferita, ci canti proprio qualche secondo un pezzettino? Certo, esco dal ponte. Sì. E inizio. Una canzone che mi piace molto è Fiori sui balconi di Federica Abate. Inizia così. Hai presente quando hai voglia di andar via ma poi alla fine dici resto? Quando ripeti una parola così tante volte che non ha più un senso. Ma adesso io non lo so più. Guidi tu ma affari spenti. Mi lascio trascinare giù per le scale, per i capelli. I sogni non me li ricordo mai. Eccoci qui allora sulle note di questa canzone, su questo splendido scenario. Ringrazio Sara Pilla, con i nostri migliori auguri di passare più selezioni possibili e di arrivare anche proprio sul podio di Miss Italia. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio qui da Venezia. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori, lo sfondo veneziano, e noi dobbiamo tornare a parlare di turismo, perché abbiamo interrotto, e mi scuso ovviamente con i nostri ospiti, ma era solo questo il momento in cui potevamo dare la linea alla nostra Ilaria Marchiori da Venezia per il racconto di questa ambiziosa gondoliera. Ma torniamo a parlare di turismo. Boaretto, io riprendo proprio da lei, perché è interessante la provocazione, la denuncia, no, legata alle conseguenze del reddito di cittadinanza. È importante, perché quando altri suoi colleghi hanno provato a dire questo, la risposta anche mediaticamente è stata beh, ma insomma ci pagano troppo poco, no? Cioè hanno dato la colpa a voi imprenditori del turismo, che non dareste il giusto valore al lavoro anche economico, appunto, al lavoro di queste persone. Lei invece ci sta confermando che anche insomma, citando il caso di questi part-time, che questo passaggio al reddito di cittadinanza è stato un passaggio fluido, indipendentemente quindi insomma dal compenso che poi veniva dato. Guardi, la nostra Federalberghi nazionale, e io stesso ero presente agli incontri avuti anche con il ministro del turismo Massimo Garavaglia, più volte abbiamo evidenziato questo pericolo e anche questa possibilità di aumentare i nostri stipendi ai collaboratori. Ora, dovevamo essere seri su questi argomenti. Ci hanno promesso sempre la riduzione del cuneo fiscale, a distanza di un anno e mezzo da quando praticamente il nostro ministro del turismo, che non avevamo prima, aveva fatto queste presenze, siamo ancora fermi al palo. Ora, non è così semplice oggi aumentare, anche perché siamo sotto l'effetto di un cataclisma dovuto all'aumento delle materie prime, della luce e del gas. Ci rendiamo perfettamente conto che i nostri collaboratori con il loro stipendio si sono trovati ad affrontare delle spese enormi rispetto a un recentissimo passato. Ma d'altra parte siamo anche consci che un aumento oggi, in questo momento, che non sia un aumento ponderato, ma che sia un aumento che sia figlio un attimino di questa ansia, di questa paura che c'è giustamente per certi aspetti della nostra società, possa portare a un ulteriore disequilibrio socio-economico della nostra collettività. Perché vede,
gli aumenti ci sono sempre stati e possono e devono esserci, perché è una cosa, ma devono essere sempre in maniera equilibrata. Il fatto che siamo stati travolti da una valanga come quella dell'aumento delle materie prime, l'energia elettrica e il gas e poi i carburanti, ha messo in grande difficoltà non solo i lavoratori che si spostano per andare al loro posto di lavoro e portare a casa il giusto stipendio per le proprie famiglie, ma ha messo in difficoltà anche le imprese stesse, che non riescono più a far fronte. Le faccio un esempio. Noi siamo passati da 16-17 mila euro al mese di energia elettrica dai 37 ai 40 mila euro. Ora, anche volendo, noi dobbiamo per forza far ricadere gli aumenti che ci vengono chiesti su chi poi desidera fare vacanza, desidera fare terme, desidera fare cure, desidera fare relax. Siamo sicuri che un aumento così repentino anche dei prezzi di vendita possa mantenere una quantità di lavoro sufficiente poi a garantire l'occupazione che attualmente è occupata nelle nostre aziende? È un discorso molto difficile, io non ho la risposta. Tutto dovrebbe essere un attimino ponderato in maniera complessiva da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei comuni, da parte anche delle imprese e da parte anche dei lavoratori. Perché altrimenti andiamo a innescare un meccanismo perverso di aumenti che si rincorrono uno dietro l'altro e che praticamente non vanno a soddisfare eventualmente la gratificazione dei lavoratori, perché si ritroverebbero di nuovo il pane più caro, l'olio più caro, la luce più cara, perché è una catena. Quindi bisogna riportare tutto il sistema a una moderazione di movimento al suo interno, perché in questo momento nessuno, io penso, ha la ricetta per riportare un equilibrio e una certa stabilità in tutte le dinamiche che appartengono e attengono alla nostra collettività, alla nostra comunità. Quindi io mi associo al grido di dolore delle maestranze che richiedono uno stipendio maggiore e su questo sono perfettamente d'accordo. Ma la cosa deve essere eventualmente ragionata in un contenitore dove tutte le parti in causa devono far parte di questo, perché altrimenti il dialogo che potrebbe essere tra imprenditori e lavoratori non porterebbe altro che a un disequilibrio ulteriore a quello che noi abbiamo già. Anche perché voi tempi non sospetti prima, insomma, di questa ondata causata anche ovviamente dalla guerra in Ucraina, voi avete anche lanciato una bella importante campagna di comunicazione per il rilancio del settore, per attrarre i turisti, insomma soprattutto anche i turisti che venivano dall'estero, del quale siete rimasti orfani negli ultimi 2 anni. Quindi avete fatto anche degli investimenti importanti per il settore e giustamente siete rimasti vittime poi di questi rincari incredibili che, come dice lei, colpiscono gli utenti ma colpiscono in primis l'impresa. E a questo proposito volevo proprio parlarne con Fabio Legnaro. Quanto hanno pesato, Fabio, i rincari a partire dalle materie prime per arrivare fino ovviamente ai costi dell'energia sul suo lavoro, e ha dovuto alzare i prezzi sui suoi menù per farvi fronte? Allora guardi, torno un istante solo a un punto che abbiamo lasciato dietro. Non è che noi ci inventiamo lo stipendio dei nostri dipendenti, c'è un contratto nazionale, regionale, stagionale che stabilisce quello che si deve dare alla giornata, all'orario, mensilmente, quindi non è che sottopaghiamo come dicono. La polemica fatta dal grande Briatore o da qualcun altro nel dire ma io la mia pizza costa di più perché pago di più eccetera, sono tutte balle infernali che non hanno nessuna verità, perché i contratti nazionali dicono quello purtroppo. Qualche premio lo diamo noi a chi se lo merita, ma è una cosa che possiamo fare noi nei limiti anche, non è che possiamo esprimerci come vogliamo. Tornando al fatto che diceva prima, sì, anche noi nelle attività più piccole abbiamo avuto i rincari davvero 3 volte tanto
il metano e 3 volte tanto l'energia elettrica. Siamo riusciti, lavorando un po', magari mettendoci anche assieme ad altri colleghi, creando delle zone di acquisto, ad abbassare, cioè a tenere fermi abbastanza dei prezzi di carne, di verdure, eccetera, facendo dei comitati di acquisto. Ad esempio nella zona di Torreglia esiste un'associazione che si chiama Associazione Tavole Taurigliane, che raggruppa più di metà dei ristoranti di Torreglia, che sono ad esempio 36, quindi noi siamo 15-18 che ci muoviamo insieme e andiamo dal fruttivendolo piuttosto che il macellaio dicendo: guarda che noi continuiamo a fornirci da te, fai di tutto, prendiamo più roba da te che da altri, fai di tutto per tenere il prezzo calmierato. Siamo riusciti, nonostante tutto, un 5%, anche se gli aumenti sono stati di 3 volte dell'energia elettrica, di 3 volte del metano e di tante altre cose, un 5% l'abbiamo aggiornato tutti. Spiace che in tutto questo diciamo l'introito di questi aumenti non abbia portato qualcosa in tasca di più ai nostri dipendenti, perché loro invece sono rimasti come erano. Noi attingiamo molto nella zona di Torreglia, Teolo, nei Colli Ugani, così, dagli alberghi termali che stanno soffrendo, e di conseguenza soffriamo anche noi nei locali. Noi lavoriamo molto, i Colli Ugani sono i colli di Ferrara, di Rovigo, di Venezia, quindi peschiamo molto in quel bacino come clienti. Anche loro vengono da noi e sono persone che stanno subendo questi aumenti in tutto, dalla benzina e tutto quello che può essere, e lo sentiamo anche noi, così diciamo, nella mancanza di qualche cliente in più. Fabio, prima lei ha fatto giustamente un passaggio sul lavoratore qualificato, no? I capiservizio, questi lavoratori che voi in qualche modo avete cresciuto negli anni e che hanno scelto anche appunto altre strade. Quanto difficile è trovare personale anche qualificato? Cioè, quindi non parliamo più solo di personale, ma in questo caso parliamo di qualità, perché poi proprio perché il turismo è il settore che traina la regione del Veneto, il turismo deve essere anche un turismo di qualità. Ecco, quanto difficile è e oggi quale tipo di formazione c'è per persone che poi vengono a lavorare da lei? Beh, sfido chiunque a proporre dalla loro città, dalle loro regioni o dal loro stato in tutto il mondo, a proporci una cosa come quella che abbiamo visto prima, una gondoliera bella, donna, che fa quello che sta facendo, è una cosa che ci gonfia il cuore. Vi faccio solo un esempio a riguardo di chi si propone. L'anno scorso la scuola alberghiera della zona ha sfornato 30 maturandi. Mi dicevano i professori e i dirigenti della scuola che dei 30 ragazzi che forse non l'anno scorso ma 2 anni fa hanno finito la quinta con maturità, neanche uno ha continuato a fare il nostro lavoro. Metà sono a casa perché così riescono a fare i bamboccioni e farsi mantenere da papà e mamma, metà hanno scelto altri lavori, perché il nostro lavoro che si fa di sera quando è ora di divertirsi, è un lavoro che si fa nel weekend, nel sabato e domenica, e che cresce proprio sotto le festività natalizie, pasquali o estive, e fa in modo che porti via un po' la gente, i ragazzi, il motivo dal fare sto lavoro. Non vale per tutti, perché c'è chi ha passione. Noi qui in zona siamo stati tutti abituati a lavorare per i foresti, diceva mia mamma e mio papà. Noi eravamo al servizio dei foresti era chiunque veniva in zona a far cure termali, alberghi, ma veniva poi a comprare il vino, a mangiare nei coniugani, a farsi la pizza la sera, eccetera. Quindi c'è ancora un buon spirito di famiglia che educa e spinge i ragazzi giovani ad arrivare a fare questo lavoro sempre più difficile, ma abbiamo per fortuna ancora un po' di questa cosa che ci portiamo avanti. Senta Fabio, un'ultima battuta, visto che poi lei è anche un nome storico ovviamente dei Colli Euganei, le chiedo, come Boaretto ha parlato degli agriturismi, se chiedo a lei di sagre, visto che sui colli siamo anche in periodo di sagre, cosa mi risponde?
Bene, se vuole continuiamo per un'altra ora e mezza la trasmissione, ma io sono uno di quelli che si è battuto con Convesercenti, ma non solo, c'è anche APPE e altre associazioni. Pensate che solo in provincia di Padova nel 2019, perché poi anche loro hanno subito il Covid, nel 2019 esistevano 450 sagre, che se noi definiamo sagra quella paesana fatta sabato e la domenica, organizzata dal prete, dall'azione cattolica locale, eccetera, è una cosa. Se per sagra intendiamo la festa del gnocco, piuttosto che quella della birra, piuttosto che quella della cravatta a strisce che qualcuno si inventa e porta avanti per 8-10 giorni, togliendo ai pubblici esercizi lavoro, quando magari noi spendiamo 10.000 euro all'anno, le dico delle stupidaggini, a Sporto Rifiuti, loro per 10 giorni con 200 euro rischiano di portare via valanghe di piatti di plastica, eccetera, cose che magari noi non produciamo neanche e siamo più ecologici di loro durante il nostro giorno di lavoro. Non le nascondo che adesso, se lei vuole, può a casa sua stasera ricevere degli ospiti. Se fino a 5.000 euro all'anno lei riesce a incassare da ospiti proponendogli quello che lei vuol fare a casa sua, banane fritte o melanzane ripiene, dando nessuna qualità di frigoriferi, HACCP, abbattimento dei cibi, e può fare quello che vuole a casa sua, basta che arrivi a incassare massimo 5.000 euro all'anno, e poi incassare quei soldi là cominciamo sempre da domani. Quindi, queste sono un po' le storture del sistema, Fabio, no? Le storture del sistema. Troppo è permesso, troppo tutto, e poi invece è blindato chi si prende in mano un carretto e vuol tirarlo avanti. Certo. Grazie Fabio Lagnaro, imprenditore del turismo, davvero per il suo preziosissimo contributo, di chi poi è lì ed è sul territorio e può raccontare le cose come stanno, così come per Boaretto, con cui farei un ultimissimo passaggio. Boaretto ancora con noi, sì, sulla questione degli agriturismi qualcosa comunque si stava muovendo, perché sono state tante le denunce che sono arrivate. Che cosa ci dobbiamo attendere? Ma guardi, dobbiamo un attimino ripensare la cosa e mettere il piede sul freno. La deregulation in tutti i settori non può prescindere dal considerare l'esistente, e per l'esistente noi dobbiamo garantire una soglia che sia raggiungibile per mantenere l'attività stessa. Non possiamo pensare che una libertà sfrenata, ognuno fa quello che vuole, possa portare del bene. Lo può portare ad alcuni probabilmente, ma alla lunga disequilibra la nostra società, la nostra comunità, e questo noi non ce lo possiamo permettere, anche in considerazione di quello che sta accadendo al mondo intero, sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista della sicurezza e delle guerre, sia dal punto di vista politico. Noi non possiamo permettercelo. Grazie Boaretto, davvero lucidissimo come sempre nello spiegare poi in fondo quali sono i problemi e quindi indicare anche eventualmente quali potrebbero essere le soluzioni. Buon lavoro a lei come Presidente di Federalberghi, di tutto il comparto termale. Ci aggiorniamo ovviamente più avanti, così facciamo un po' il punto anche, insomma, di come sta andando questa stagione. Arrivederci Emanuele, grazie. Grazie, un saluto a tutti. Arrivederci. Ci fermiamo, andiamo alle previsioni del tempo, vediamo che tempo ci attende per i prossimi giorni. Pubblicità e dopo parliamo, sempre per restare collegati con quello di cui stiamo parlando, con il tema della giornata di oggi, del settore logistica e trasporto con Confapie. Tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al Meteo. Torna l'anticiclone africano, un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e penisola iberica si espanderà verso l'Italia. In arrivo un'intensa ondata di caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giovedì 14 luglio al mattino cielo a tratti nuvoloso con temporanei addensamenti. A seguire ampi spazi di sereno, precipitazioni assenti salvo possibili acquazzoni in montagna. In
impennata delle temperature, le minime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 29 e i 35 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso nuvolosità più consistente durante la mattinata e tenderà poi a diminuire nel pomeriggio quando sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime sui 20-26 gradi, massime intorno ai 32-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente formazione di cumuli, col passare delle ore più sole dappertutto. Temperature minime intorno ai 19-21 gradi, massime sui 33-34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Ben ritrovati rigorosamente in diretta con questa nuova puntata di Prima Edizione. Allora, avete visto un po' il nostro viaggio attraverso la maturità, con lo spauracchio del rialzo dei contagi che anno scolastico sarà, e poi abbiamo parlato di Covid con il dottor Patelli, Farmacie Unite, per capire appunto la gestione adesso dei contagi, dell'emergenza, come sta pesando anche nel comparto delle farmacie, e poi abbiamo parlato di turismo con il grido d'allarme di ristoratori e albergatori, sia per quanto riguarda la concorrenza ma anche per quanto riguarda la mancanza di personale, perché non si trovano lavoratori. E anche di questo parleremo tra pochissimo con il nostro prossimo ospite. Grazie e buongiorno Riccardo Florian per essere con noi, referente logistica e trasporti per Confapi Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo da qui, no? C'è una nuova piattaforma B2B UE-Ucraina che si è resa necessaria perché di fatto dopo la guerra in Ucraina il mondo del trasporto e della logistica è stato davvero messo in difficoltà, ma non solo, anche tutto il comparto alimentare con il blocco delle esportazioni. E voi che lavorate nel settore della logistica state salutando in maniera favorevole questa nuova piattaforma. Intanto Riccardo ci spiega di che cosa si tratta. Allora, intanto prima della guerra il 90% della produzione dei cereali proveniva dall'Ucraina e veniva trasportata via mare sulle navi. Con la guerra i porti sono stati chiusi, per cui l'alternativa più economica era il trasporto su ferrovia. La ferrovia era l'alternativa migliore, la più economica. Viene quindi trasportata la merce, i cereali fino al confine, poi quando si entra in Unione Europea la infrastruttura, quindi le ferrovie, non sono compatibili, quindi il treno non può circolare all'interno della comunità europea. C'è proprio un blocco sul confine, per cui si è reso necessario creare delle piattaforme di interscambio della merce dove vengono scaricati i vagoni e vengono trasferiti all'interno di camion che passano ore se non giorni in frontiera per la dogana, per le operazioni di carico e scarico. È un grave problema. Quindi il materiale è molto deperibile, il caldo si fa sentire e è urgente creare nuove sinergie per poter essere più veloci in questa fase. Quindi ben venga una piattaforma di questo tipo che ha come scopo quella di creare un'interazione maggiore con i paesi dell'Unione in modo da avere un interscambio più veloce. Come funzionerà allora poi nella pratica? Facciamo un paio di esempi. L'esempio principale può essere la sinergia che si può creare con dei vettori, dei trasportatori che sono lungo il confine per creare queste aree di interscambio sempre più veloci. È chiaro che l'impegno dei governi, l'impegno della comunità europea è quella deve essere quella di rendere le operazioni doganali più veloci possibili, perché altrimenti il grano deperisce. Questo può essere sicuramente vantaggioso per cercare di avere una parte di questa produzione che prima era destinata all'Europa. Allora, voi ovviamente come Confapi avete condiviso, no, anche questa informazione con tutti i vostri associati, proprio perché ne venga fatto l'utilizzo più opportuno possibile. Sì, ci sono dei nostri associati che hanno ad esempio delle filiali in Polonia e quindi sono molto vicini al confine, possono dare una mano in questo
in questo settore. Il problema è che c'è pochissima merce che va, non c'è praticamente nessuna merce che va in Ucraina, perché essendoci la guerra non compra niente l'Ucraina, e quindi esportare della merce e portarla di qua significherebbe andare con dei camion a vuoto e portarla di qua avrebbe dei costi di gestione impossibili. Impressionanti. Allora, lei lavora ovviamente, è titolare di un'azienda che lavora nel settore del trasporto e della logistica. Tra l'altro diverso tempo fa c'è stata anche proprio la fiera a Verona dedicata al trasporto e alla logistica, una fiera molto importante in cui uno dei temi che è stato affrontato è anche quello legato al caro carburante, il costo delle accise che di fatto ha messo in ginocchio tantissimi autotrasportatori. A inizio dell'anno, verso febbraio-marzo, il gasolio ha superato i 2 euro al litro alla pompa, ce ne siamo accorti tutti quanti. Il governo ha fatto un intervento molto deciso abbassando il costo delle accise, che è un grave problema che impatta sul costo del gasolio finale alla pompa, facendo uno sconto sulle accise di circa 25 centesimi al litro. Questo ha avuto un impatto notevole per tutte le persone che utilizzano il gasolio, quindi per tutti quanti, non per il settore dei trasporti. Dall'altra parte però ha tolto quelli che erano i 21 centesimi circa di sconto che aveva il settore del trasporto, quindi da una parte il gasolio è cresciuto, dall'altra parte hanno tolto 25 centesimi ma è aumentato per i trasportatori di questi 21 centesimi che avevano solo loro, quindi la filiera trasporti in realtà non ha avuto nessun beneficio di questi 25 centesimi che il governo ha dato, anzi ha avuto degli aggravi dei costi che si fatica molto a ribaltare sul cliente finale, per cui la soluzione doveva essere mantenere il 21% di sconto sulle aliquote delle accise che veniva dato al settore, se non ricordo male, ogni 3 mesi e abbassare il costo alla pompa di questi 25 Quella avrebbe centesimi. Potuto essere una soluzione già. Quello avrebbe potuto aiutare molto. Dal punto di vista dei provvedimenti anche governativi, le decisioni che sta prendendo il governo proprio per il vostro settore, che cosa c'è all'orizzonte? Questo tema è molto delicato, nel senso che si fa un gran parlare di trasporti, è un settore sicuramente prioritario, è indispensabile. Il compartimento trasporto ha un potere enorme perché su questo profilo se si ferma il mondo dell'autotrasporti in 2 giorni, 3 giorni si blocca. È bastato vederlo con quell'unico sciopero che poi è stato fatto, che cosa è successo? È molto difficile, ci vuole da parte del nostro settore tanta unione, dobbiamo essere uniti, dobbiamo riuscire a fare squadra è una parola che è importantissima, non solo tra imprenditori, tra aziende, ma anche tra organi sindacali, tra governo, bisogna aprire un tavolo di discussione ed essere uniti per trovare una soluzione, per dare una soluzione non solo al caro gasolio, ma ad esempio alla mancanza di autisti. La mancanza di autisti probabilmente è, nonostante tutti questi problemi, il problema più grave. Ecco, forse anche quello di cui eravamo meno a conoscenza. Lei ci sta dando una notizia, perché stiamo continuando a parlare di mancanza di stagionali negli alberghi e nei ristoranti, ma di mancanza di autisti ancora forse non era arrivato, non c'è stata la stessa, come dire, forza mediatica rispetto a quella che c'è stata invece per gli stagionali nel mondo del turismo. Chiaro, finché non manca la merce al supermercato la gente non si accorge. Però è un problema che ci affligge da tantissimi anni. Negli ultimi 10 anni non abbiamo fatto niente per incentivare i giovani a seguire un percorso che li porti a fare questo lavoro. Un lavoro che nel passato è stato molto duro, che oggi invece è molto più sicuro. C'è stata fatta molta strada sotto il profilo della sicurezza. Anche perché è più regolamentato, forse. Molto più regolamentato, no? Proprio per questo sotto il profilo della sicurezza, al netto di qualche incidente stradale che ahimè è molto grave, ha delle conseguenze molto gravi, il settore adesso ha mezzi che sono in linea con le ultime recenti normative, che sono molto belli anche da vedere, quindi è proprio un progetto di riqualificazione di questo settore per invogliare i ragazzi giovani a intraprendere questo percorso. Chiaro che il costo delle patenti oggi è elevatissimo e non aiuta una persona a intraprendere questo percorso, per cui noi nel 2020 abbiamo fatto un progetto con dei fondi europei e dei fondi regionali per formare delle persone
persone anche sul tema delle patenti. Siamo riusciti a formare 10 persone che poi hanno avuto la patente in maniera finanziata e quindi ha abbassato molto il costo di gestione. Come renderlo più attrattivo questo lavoro? Anche perché adesso, e prima parlavamo della logica green, anche tutto il settore del trasporto e della logistica rientra nella grande rivoluzione culturale che ci chiede oggi l'Europa. Certo. Per investire sui giovani noi abbiamo diverse idee. Una è questo cercare di finanziare le patenti, e qua la Regione ci deve dare una mano sicuramente utilizzando i fondi, e una è facendo ad esempio degli eventi nelle nostre aziende del territorio, facendoli proprio vedere, toccandogli con mano quello che è il settore e come è stato fatta un'evoluzione in questo senso. Il green chiaramente è molto importante. Da un recente studio si evince che il 25% dei camion ad esempio viaggiano a vuoto. Questo è incredibile. Qual è il problema? Il problema è che Amazon ha ridefinito tutte le regole dei trasporti, andando a definire quelli che sono i nuovi tempi. Ormai siamo abituati a comprare una cosa su Amazon questa sera e riceverla domani mattina, per cui lato trasporti si è perso il valore, la percezione del valore del servizio che è il trasporto, perché tutti lo diamo per scontato. In questo caso però ha un impatto molto negativo sull'economia green, perché più camion girano a vuoto e meno efficiente è il servizio. Da dove nasce la correlazione tra diciamo questa nuova logica di compro e ottengo che nasce con Amazon e il fatto che i camion viaggino a vuoto? Il servizio trasporto è percepito come un bene necessario che serve per ricevere il pacco domani mattina, per cui siamo costretti a consegnare i beni in maniera super veloce, per cui non ho la possibilità di ottimizzare, riempire, fare sinergia, andare a Milano, prendere la merce e portarla indietro con un viaggio vuoto. Se è urgente che domani mattina lo devo avere a casa mia, devo partire anche a vuoto, e 25% di camion che viaggiano a vuoto è un numero impossibile da sostenere, con dei costi di gestione e con un impatto ambientale, enorme. Pensiamo al traffico di questo periodo, l'abbiamo anche visto in questi 2 anni di Covid, no? Dove Amazon è stato il negozio virtuale più utilizzato per eccellenza, e quindi innescando e andando ad ampliare anche allora i meccanismi di cui lei ci sta. È molto comodo per l'utente finale, è un servizio che ormai ha raggiunto delle performance incredibili, ma ha tolto valore a quello che è il lavoro del trasporto. E anche in questo però è difficile immaginare che ci possano essere delle politiche governative che mettano dei paletti a questo sistema. È molto difficile, bisogna intraprendere, aprire un tavolo, discuterne e rendere più semplice l'interscambio, e anche qui fare squadra. Quanto costa però per voi del settore partecipare come comparto alla rivoluzione green? Perché ha un costo anche, no? Per voi? Ha un costo sia in termini economici che in termini di tempo, ha un costo che però siamo obbligati a sostenere. Il futuro deve essere. Ci sono degli incentivi? Non c'è molto su questo settore, dobbiamo lavorare molto. Perché insomma si incentiva l'acquisto di auto elettriche, ma però il cambio del parco mezzi per un imprenditore probabilmente... Certo, c'è stato un progetto per trasformare parte dei mezzi circolanti su strada da un consumo di gasolio a dei carburanti più sostenibili, tipo il metano, ma adesso il metano è andato ancora più alle stelle rispetto al gasolio, per cui chi ha camion metano liquido ha scelto di tenerli fermi, pur con il costo del mezzo fermo, a discapito quindi di maggiori impatto ambientale. Quindi com'è cambiato il vostro modo di fare impresa? Perché lei ci sta raccontando di cambiamenti a cui voi dovete sottostare anche in maniera particolarmente repentina. Siccome la vecchia logica del fare impresa è una logica che necessita di programmazione a lungo termine, di pianificazione, oggi questa pianificazione forse di fatto viene bypassata perché oggi c'è la guerra in Ucraina e aumenta il prezzo del carburante, domani c'è Amazon e quindi oppure l'Europa ci chiede determinati standard in un'ottica di sostenibilità. Quindi come è cambiato il modo di fare impresa nel settore logistico?
È cambiato moltissimo. Le aziende del settore negli anni scorsi erano molto più chiuse, guardavano ognuno il proprio orticello, definiamolo così, perché avevano la possibilità di riempire i mezzi. Oggi questo non è più possibile, per cui, ripeto, fare squadra, fare rete tra di noi diventa indispensabile. Diventa sempre più il valore aggiunto che la categoria può dare al mercato. E associazioni come la nostra tendono e cercano di riunire il comparto, la filiera, aiutarli a gestire al meglio questo parco mezzi, utilizzare al meglio quelli che sono gli incentivi che ci sono a disposizione, i vantaggi che possono derivare ci sono delle opportunità. Ci sono delle opportunità e noi cerchiamo di supportarli. Assieme al collega Simone Vainieri della Confapi Treviso partecipiamo a un tavolo nazionale per cui cerchiamo di portare queste istanze, questi problemi in un tavolo un po' più importante e cerchiamo di portare avanti questi progetti. Senta, dopo vorrei tornare sulla questione della mancanza di autisti, quindi della mancanza di lavoratori, ma così, proprio perché lei ha appena parlato di tavolo nazionale, che effetto le ha fatto questa mattina vedere che il governo potrebbe saltare entro stasera? Perché non le chiedo un commento politico ovviamente, ma da persona che dipende anche un po' dalle decisioni che oggi questo governo deve prendere, che effetto le fa sentire che il governo potrebbe saltare? È molto preoccupante. Chiaramente è una preoccupazione che affligge tutti. I progetti che sono in corso, i tavoli che sono stati aperti rischiano tutti di saltare, per cui la poca stabilità ci vede sempre costretti a definire nuove regole, instaurare nuovi rapporti, iniziare percorsi da capo. E ricominciare da capo. Torniamo per un attimo sulla questione degli autisti, che è un tema che è emerso, diciamo, in questo momento, ma che trovo particolarmente interessante. Intanto, quant'è che costa fare una patente per i mezzi, quindi per i camion? Che patente è? Ci sono varie patenti, ci sono la patente C, la patente E, dopo c'è un'abilitazione professionale, si chiama CQC, credo che siamo attorno ai 5.000 euro, 6.000 euro come quindi è un investimento importante. E che contributo dà la scuola per formare ad esempio autisti, trasportatori? Cioè, qual è il percorso che si dovrebbe fare? Non c'è un percorso non ad esiste. Oggi, non c'è un vero e proprio incentivo, non c'è un accompagnamento a questo settore. Ci sono delle scuole sempre più che fanno percorsi rivolti a persone che vogliono entrare nel mondo della logistica, ma non si parla di autisti. Si parla proprio di personale impiegato che serve moltissimo all'interno del compartimento logistico, ma non come autisti. Gli autisti proprio non sono incentivati a intraprendere questo percorso. Negli anni abbiamo utilizzato molta forza lavoro che arrivava dall'estero. Il contratto nazionale è buono per gli autisti? Sì, non solo, è un lavoro che può dare soddisfazioni anche a livello economico, non solo di crescita professionale, ma anche a livello economico. È chiaro che a fronte di un sacrificio, che è una parola che ultimamente il giovane fa un po' fatica, c'è una grande opportunità di crescita, una grande opportunità anche di ricevere uno stipendio importante rispetto a quello che potrebbe essere il classico stipendio medio. Dal punto di vista di diciamo, nazionalità, come siamo messi? No? Quindi ci sono molti autisti stranieri, sappiamo che oggi determinati lavori che magari i nostri giovani non vogliono più prendere vengono colti, certe opportunità sono colte anche da giovani stranieri. Nel vostro settore com'è la percentuale di adesione? Purtroppo è un dato che parte da molto lontano, no? Da circa 15 anni abbiamo iniziato, forse più, a utilizzare forza lavoro che mancava in Italia e l'abbiamo presa all'estero, spostando sempre di più il nostro confine. Prima andavamo a prendere in Slovenia, poi andavamo a prendere sempre più di là, e quindi la migrazione è arrivata sempre un pochino più da lontano. Eravamo un mercato molto appetibile per lo straniero che veniva dai paesi dell'est. Successivamente le aziende estere si sono strutturate sempre più, avendo costi di gestione inferiori, avendo gasolio che costa di meno, avendo la possibilità di venire a lavorare anche in Italia, per cui gli autisti che prima venivano a lavorare in Italia si sono fermati più vicino a casa, che sono più comodi, e quindi anche in Italia sono meno autisti rispetto agli ultimi 10 anni che hanno voglia di venire in Italia a lavorare. Quindi dobbiamo assolutamente investire sui giovani, è un progetto a lungo termine,
ma non c'è alternativa. Quindi non ci sono ad oggi le condizioni nel settore per essere competitivi, le cose devono cambiare. Assolutamente, è necessario un forte cambiamento, il trend deve essere assolutamente modificato, dobbiamo incentivare le persone a crescere in questo settore e assolutamente far invogliare i giovani a intraprendere questo percorso. Senta, presso Confapi ci sono incontri, ci sono percorsi che voi state rilanciando, giusto perché appunto siamo qui e vogliamo anche essere una televisione di servizio. Certo, abbiamo fatto recentemente, un paio di settimane fa, un evento molto importante che ha riscosso molto successo qui sul Trevigiano, ha avuto un forte impatto perché sono venute una 60ina di aziende del settore a capire come fare squadra, vuol dire che l'attenzione si sta modificando, sempre più aziende hanno capito che da soli non possiamo vincere, dobbiamo vincere in squadra. Grazie a te, grazie a tutti. Riccardo Floriano davvero per questa pagina molto interessante legata al settore della logistica e dei trasporti, ulteriori approfondimenti, poi magari ci aggiorniamo tra un pochino per capire se è cambiato qualcosa anche alla luce insomma, di questo appello cercasi autisti disperatamente. Beh, nello specifico anche lei li sta cercando ad esempio per la sua azienda? Io no, perché mi occupo più di progetti di outsourcing logistica all'interno delle aziende, per cui il mio dipendente tipo è più il magazziniere che lavora all'interno dell'azienda, no? Non è prettamente l'autista, ma tutte le aziende del territorio ne stanno cercando. Grazie mille Riccardo, buon lavoro a lei. Riccardo Floriano, referente logistica e trasporti per Confapi di Venezia. Ora apriamo una piccola pagina legata alla Marmolada, dobbiamo assolutamente tornare sulla tragedia della Marmolada e lo facciamo attraverso la voce dell'assessore Giampaolo Bottaccini. Quando succedono le tragedie poi si assiste alla fila di persone che si recano nel punto in cui è accaduta la tragedia per curiosare. Questa è una cosa veramente disgustosa. Purtroppo comunicativamente è stato ricordato che quell'area è preclusa a queste persone e quindi il messaggio è passato un po' a tutti. In realtà l'area dove si stanno facendo le ricerche e i soccorsi ovviamente è preclusa e questo è normale. Però tutto il resto è aperto, soprattutto il versante veneto è totalmente aperto, fruibile, la Marmolada, ma come tutto il resto della montagna. È un vero e proprio cortocircuito comunicativo quello che in questi giorni sta interessando la Marmolada e i suoi dintorni, con gli albergatori della zona che denunciano disdette. Proprio per questo l'assessore regionale alla protezione civile, il bellunese Giampaolo Bottaccini, vuole fare chiarezza. La montagna, Marmolada compresa, è aperta, a essere chiusa quindi alla zona del disastro, dove proseguono le ricognizioni per recuperare tutti i resti e consentire alla Procura di Trento di dare almeno il via libera alla sepoltura delle 11 vittime recuperate e identificate. Da domenica è in corso la cosiddetta seconda fase. Si procede alla ricerca di eventuali altri reperti nella zona in cui è avvenuta la tragedia utilizzando i droni. Dopodiché, se per caso i droni individuano altri possibili reperti, ogni 3 giorni viene fatto un intervento via terra con delle modalità molto rapide, utilizzando anche le unità cinofile per il recupero di questi eventuali reperti che si dovessero trovare attraverso i droni. Si va dunque avanti, ribadisce Bottaccini, che torna anche su un'altra questione, quella della prevedibilità dell'evento, che al momento sembra essere esclusa anche dagli stessi inquirenti. Era un fatto imprevedibile, lo dicono tecnici ben più autorevoli di me, non mi risulta che ci siano le competenze per poter prevedere questo tipo di stacchi. Questo non significa che si vuole chiudere tutta la montagna, anzi la montagna deve essere fruita. Per chi ha passione della montagna, io sono montanaro, quindi invito tutti a venire in montagna. La montagna va trattata con il massimo rispetto perché la montagna presenta dei rischi intrinseci e quindi bisogna cercare di esporsi il meno possibile a questi rischi. Davide Miotti ed Erika Campagnaro non ce l'hanno fatta, i loro corpi sono stati recuperati sotto la valanga di ghiaccio e terra sulla Marmolada,
ma ora ci sono i 2 figli a cui pensare, giovani e bisognosi di sostegno psicologico e, perché no, economico. Scatta così la gara di solidarietà per i giovani fratelli Miotti. Il padre Davide gestiva a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, punto di riferimento per l'Alta Padovana per gli appassionati di montagna. Ora i ragazzi hanno bisogno di vivere e studiare senza l'angoscia dei soldi e dal CAI di Castelfranco, seguito subito da quello di Cittadella e dal comune di Cittadella, parte una raccolta fondi. Un sito, Rete del Dono, riceverà le donazioni, le prime già arrivate dal CAI di Cittadella e Castelfranco, le altre seguiranno. L'obiettivo è raggiungere i 50.000 euro. Il primo pensiero appunto è andato: e adesso i ragazzi cosa succede? Cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare? L'obiettivo è sempre quello di dare un supporto quantomeno economico, quello che si riesce a fare. So che si sono attivati anche per un supporto di tipo psicologico che penso al momento possa essere quasi più importante di quello economico, insomma, per i figli. Rimangono però 2 ragazzi, rimane la famiglia di Erika e Davide, e noi come comunità abbiamo il compito, se non addirittura l'obbligo, di essere a fianco di questi ragazzi. Quindi l'idea che nasce è dalla prima iniziativa, mi auguro che poi ne seguiranno altre. Il dolore della famiglia è ancora fortissimo, aiutare i nipoti è la priorità assoluta per il fratello di Davide e la sorella di Erika. Chiedo a tutte le persone interessate a seguirci ed aiutarci di concentrarsi su questa raccolta di fondi, perché è la cosa più concreta che possiamo fare per i figli di mio fratello. Di cosa avranno bisogno questi ragazzi? Di supporto delle famiglie e di superare questo trauma che ci riguarda tutti, e soprattutto di riuscire a fare un funerale con i genitori. Sono molto commosso perché hanno parlato di un fratello, quindi non ero solo io il fratello, ci sono altri fratelli. Per noi è doveroso, e lo facciamo col cuore, il ringraziamento al CAI di Castelfranco per aver avviato questa iniziativa che finalmente mette al centro i nostri nipoti per dar loro un aiuto e un sostegno concreto. È comunque confortante per noi sapere che loro non debbano in modo assoluto preoccuparsi per la questione economica. Serve tempo, solo il tempo potrà dare un aiuto a questo. Purtroppo non ci sono novità sui funerali. C'è grande attesa per il via libera da parte delle autorità per organizzare l'ultimo saluto a Davide ed Erika, che al momento non ha una data certa. E sono ore di tensione a Roma, l'abbiamo detto un po' in apertura di questa edizione del telegiornale. Oggi il decreto aiuti arriva in Senato, lo strappo 5 Stelle è ormai stato palesato e le categorie economiche del Veneto ovviamente sono in fibrillazione. Vi facciamo ascoltare il servizio che è stato preparato dalla redazione di Treviso nella giornata di ieri. È una situazione che certamente non fa bene al nostro paese, ma non fa bene soprattutto all'economia. Purtroppo questo chiacchiericcio continuo che non porta a concludere se i 5 Stelle stanno al governo o non lo stanno, eccetera, non si ha la percezione, e la politica non ha la percezione, soprattutto questo gruppo, questo movimento, che il paese ha bisogno di stabilità. Allora, vuoi stare al governo, ci stai, non vuoi, vai fuori, punto a capo, e poi succede quello che succede. Di fronte alle fibrillazioni romane, le categorie economiche venete chiedono responsabilità e certezza. La congiuntura resta critica e nessuno, questo è il senso, può permettersi una crisi di governo con l'inflazione che galoppa e una congiuntura internazionale dalle dinamiche impazzite. Il principio è lo stesso che aveva spinto le associazioni datoriali a sostenere la nascita proprio dell'esecutivo Draghi a inizio 2021. Una politica incerta non mette mai a proprio agio un imprenditore che deve investire e quindi deve avere certezze su cosa succederà il domani. Noi non possiamo nell'incertezza programmare il nostro futuro, quindi sapere se un governo resiste con queste finalità o no per noi diventa una questione biologica, una questione di vita. Da portare avanti ci sono le nuove misure che lo stesso Premier ha illustrato nella giornata di martedì ai sindacati, su tutte taglio del cuneo fiscale, proroga dei bonus sulla benzina per una manovra ulteriore da 10 miliardi di
di euro, e questo oltre al decreto aiuti, pomo della discordia nelle prossime ore al Senato. Restano poi i nodi strutturali del paese, diventate le nuove emergenze. Per il presidente di Unioncamere Veneto ce n'è una in particolare con il blocco del gas russo, più che un'ipotesi in vista dell'autunno. Noi siamo un paese che non abbiamo materie prime e di conseguenza paghiamo il conto più di tutti, però potremmo avere anche delle risorse interne, e qui cito ad esempio davanti alle nostre coste abbiamo la Croazia che sta estraendo il metano e noi non lo facciamo. E di svolta green in un'ottica di sensibilità ne abbiamo parlato anche poco fa con il rappresentante referente del settore trasporti e logistica di Confapi. Adesso proviamo a parlare ancora una volta di svolta green, ma lo facciamo in un'ottica di rigenerazione urbana. Lo facciamo con i due ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Abbiamo Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X, e quindi poi insomma parleremo anche di tutto quello che sta accadendo insomma nel suo comune, a partire dalla tromba d'aria che colpì Vallà nel 2009, e lo facciamo con Mauro Berti, presidente dell'associazione Collettivo Boccaverta. Buongiorno. Buon pomeriggio, buongiorno. Allora, sono in studio qui con noi e tra poco vi faremo vedere anche queste immagini, perché da Riese Pio X è partita davvero un'iniziativa singolare, ovvero quella di attuare della rigenerazione urbana sul territorio attraverso l'arte sostanzialmente, no? Un'arte che viene fatta da professionisti, ma non solo, perché ci sono due progetti distinti, quindi il professionista che arriva e riempie di colori e di idee determinate aree della città, ma anche, come nel caso del progetto di Pinocchio, gli stessi cittadini. Allora, da dove siete partiti? Il progetto nasce all'inizio dell'anno scorso appunto da una sensazione condivisa di necessità di ripartire dalla bellezza, che poi è anche lo slogan del progetto. Il progetto si chiama The Wall, appunto, è il gioco di parole tra The Wall, muro, e Vallà, che è una delle frazioni di Riese, e la voglia condivisa da questo gruppo di persone di creare delle dinamiche di ripartenza, ripartendo appunto dalla bellezza, dal senso condiviso di estetica. Da là il progetto si è sviluppato partendo da una serie di pareti che sono state fatte l'anno scorso, coinvolgendo artisti di primissimo livello, a livello nazionale, non solo. La prima opera è stata di Erika El Cane, che è uno degli artisti storici della street art in Italia, e poi è continuato per arrivare al momento, siamo arrivati a circa 10 pareti fatte da artisti, e la prossima parete verrà fatta a partire dalla settimana prossima. Il progetto si è espanso, come dicevo, quest'anno abbiamo voluto organizzare anche un festival legato a questo progetto di street art, il festival del titolo Wonder Wall, con una serie di eventi, tra cui questa parete che noi abbiamo chiamato la Collettiva, che riprende un po' il nome anche dell'associazione, che è il collettivo Boccaverta, che sta bocca aperta come bocca aperta di ammirazione di fronte a qualcosa aperta. A bocca aperta, esattamente, però l'abbiamo tenuto in dialetto appositamente. E l'idea di questa parete collettiva è quella di coinvolgere tutti i cittadini, non solo di Vallà e di Riese, ma chiunque abbia voglia di venire a scrivere una delle righe di Pinocchio, e quindi di creare qualcosa tutti insieme. Il progetto è in corso, siamo partiti lunedì 4 luglio e terminerà, molto probabilmente verrà prorogato perché le righe sono tante. Perché ci sono, esatto. Quindi, però siamo già a buon punto, saremo circa il 60% dell'opera, e tutti bambini, grandi, anziani, uomini, donne da tutto l'intorno sta venendo a scrivere la propria riga. Allora, la cosa interessante che anche io, insomma, come profana, su cui ho riflettuto, è che di fatto si tratta di progetti che cambiano il volto di Riese, perché non è il cartellone o l'installazione artistica che passa e se ne va, ma questa volta si mette un'impronta artistica, ma anche le persone mettono una vera impronta nel comune. Questo secondo me cambia un po' la prospettiva. Sono convinto che più di rigenerazione urbana in senso stretto, da un punto di vista urbanistico ed estetico, che comunque c'è, sia più una rigenerazione sociale questo processo che stiamo cercando di mettere in moto. Noi siamo molto felici soprattutto di una cosa, della risposta che sta dando il paese al progetto. Ci sono state, anche per questo festival abbiamo avuto decine e decine di volontari, persone che poi mettono a disposizione la propria parete, il proprio tempo. Sentiamo anche l'entusiasmo delle persone che vedono qualcosa di nuovo
e di colorato anche, che poi non è da sottostimare. Poco, esattamente, quindi per esempio domenica c'è stato un tour dei murales, abbiamo avuto più di 100 persone che hanno fatto questi 3 tour che abbiamo organizzato. Se pensiamo il paese di Vallà, un paese come un altro tra virgolette della pianura padana, avere 100 persone che vengono a visitare il paese, vengono a visitare i murales, è comunque uno stimolo ad andare avanti, anche per crescere sempre, ovviamente facendo i passi giusti, ma crescere sempre di più secondo questa linea, questa direttiva. Mauro Berti, abbiamo bisogno sempre di più di restare a bocca aperta. Voi quando nascete insomma come associazione e poi nella pratica come siete riusciti anche a realizzare un progetto di questo tipo? Perché poi insomma, immagino che anche la chiamata degli artisti, la gestione, anche logistica, il costo dei materiali per realizzare questi murales. Beh, allora noi siamo nati, come diceva prima Matteo, assieme al progetto, una sezione che nasce assieme al progetto, anche se in realtà tutti noi 7 diciamo, i principali attori del collettivo siamo da sempre impegnati nel sociale, siamo delle persone molto radicate nel territorio, abbiamo sempre diciamo, dato il nostro supporto, il nostro apporto, il nostro contributo al nostro territorio. All'interno del collettivo ovviamente ognuno ha il proprio ruolo, c'è chi si occupa della parte finanziaria, chi si occupa di direzione artistica, chi si occupa, come dicevi tu prima, di chiamare gli artisti, c'è chi si occupa dell'aspetto tecnico, quindi una volta che viene assegnata la parete all'artista la dobbiamo far trovare come una sorta di tela diciamo intonsa, per cui sono una serie di passaggi, ognuno ha il proprio compito. La cosa molto interessante è che noi siamo andati a bussare alle porte diciamo, delle aziende del territorio e veramente tutte hanno risposto in maniera, soprattutto dal punto di vista economico ovviamente, per cui queste pareti si finanziano in parte appunto con i fondi del comune, ma anche e soprattutto con l'apporto dei privati, delle aziende private. E le pareti chi le ha messe a disposizione? Ecco, qui apri proprio il tema della rigenerazione urbana partecipata proprio perché sono i cittadini stessi che mettono a disposizione le proprie pareti, aprono le porte al collettivo, ma soprattutto agli artisti, i quali spesso tra l'altro ritornano molto volentieri a distanza di mesi a rivedere, perché si creano dei legami, no? Quindi è partecipata perché ci si riappropria, la cittadinanza si riappropria dei propri spazi e si creano soprattutto le reti, no? Che magari in quest'ultimo periodo di pandemia, ormai siamo quasi abituati a questo termine, si sono un po' slegati, quindi è un progetto non solo che riguarda diciamo la mera come dire, il mero disegno sulla parete, ma è proprio c'è molto di più. Non so, un quartiere. Sì. Quello è stato il punto di partenza, ma tu prima hai citato ad esempio la tromba d'aria, rispondendo a una domanda di un tuo collega mi ha chiesto cosa è cambiato, ma secondo me lo spirito è lo stesso, come nel 2009 la gente si fermava a raccogliere, ad aiutare il proprio vicino a raccogliere i pezzi che erano caduti, adesso ci si ritrova di fronte all'opera collettiva, ci si ritrova a dare una mano sempre secondo me con lo stesso spirito. Che poi è un po' interessante notare questa cosa, cioè una popolazione che ha vissuto un dramma così importante, no? Vedere stravolto le case o comunque le vie del proprio comune, forse sentono ancora di più l'esigenza di partecipare e di essere unite, proprio perché il dramma le ha unite. Io sono convinto, come diceva Mauro prima, che lo spirito di comunità che c'è sempre stato, anch'io sono di Vallà come frazione, insomma, come paese di origine, c'è sempre stato, ma la tromba d'aria ha innescato un meccanismo un po' particolare, quindi partendo da situazione di difficoltà che è stata vissuta in maniera collettiva, anche se poi riguardava un numero seppur alto ma limitato di persone, ha fatto partire una serie di meccanismi che poi in questi 10 anni sono stati portati avanti. Adesso rivediamo lo stesso spirito nelle persone, la stessa voglia di creare qualcosa, di sentirsi comunità. Prima Mauro diceva delle pareti. Stiamo rivedendo le immagini, io ringrazio Alessandro Granzera
e Mattia Pizzaia, che hanno trovato nei nostri archivi le immagini. Non so che effetto le fa vederle, Sindaco. È un ricordo vivo, perché eravamo là quel giorno, era il 6 giugno del 2009 e da subito non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Appena è passata la tromba d'aria, abbiamo visto, io sono uscito di casa, abito proprio di fronte alla chiesa, e ho visto, sembrava autunno, tutti i coppi del tetto della chiesa per terra aver riempito, e ho detto caspita, qui è successo qualcosa di veramente grosso. Però da là, ripeto, secondo me ha portato anche, partendo dalla parte negativa, delle esternalità positive che adesso comunque ritroviamo in questo progetto al quale credono anche, prima Mauro diceva, le aziende. Noi stiamo in questo momento parlando con delle aziende che vogliono dipingere i muri dei loro stabilimenti, quindi si innesca qualcosa di ancora più grande. Legato al progetto, tra l'altro, proprio perché vogliamo sentirlo radicato nel territorio in maniera forte, è partito un altro progetto insieme a un istituto di Milano che si chiama Istituto Raffol, che ha preso questo progetto come caso studio del corso di design dello scorso anno, e 25 ragazzi da tutta Italia e da tutta Europa hanno lavorato a questo progetto declinandolo sui prodotti e servizi che offre il comune di Riese. 4 di questi ragazzi hanno appena terminato una collaborazione con 4 di queste aziende, portando a conclusione quindi il lavoro di design e di creazione di un prodotto legato. Quindi stiamo cercando di renderlo quanto più radicato possibile. Allora noi ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, e intanto state vedendo le immagini della tromba d'aria del 2009 che colpì Vallà. Poi... Quella casa è la prima che abbiamo dipinto. Ecco, perché appunto vi stiamo raccontando di questo progetto bellissimo che ha preso piede da qualche settimana, insomma, se non sbaglio. In verità da un anno, però questa settimana c'è stato il festival. Che c'è stato il festival, determinate pareti di diverse case che sono state ferite anche dalla tromba d'aria di Vallà rinascono attraverso il colore e attraverso la mano e l'arte di diversi artisti, non solo nostrani, ma appunto anche, come si diceva, artisti che vengono anche da lontano. Allora pubblicità e poi torneremo a farvi vedere le immagini. Buongiorno, ben ritrovati. Scusate, siamo alla fine della diretta, quindi qualche impaperamento è ancora consentito. Stiamo parlando del Festival Wonder Vallà con il progetto The Walla e l'associazione collettivo Bocaverta. Mauro Berti, il 25 di luglio si chiude questo festival che però fa parte, diciamo, di un progetto ancora più grande. Difficoltà e soddisfazioni di questo lavoro? Allora, quando si fa qualcosa è chiaro che bisogna tenere conto di un sacco di imprevisti e ostacoli che si possono trovare durante il percorso, però come diceva prima Matteo, noi siamo 7 più circa una quarantina volontari, quindi in realtà le braccia non sono assolutamente mancate per far fronte ad eventuali problemi. Siamo molto contenti perché questa prima edizione ha portato 110 persone a visitare attraverso i 3 tour organizzati nel pomeriggio del festival, l'opera collettiva che ovviamente è aperta ancora per qualche giorno, ma sicuramente la prorogheremo visto che ci sono ancora qualche scritte da concludere, insomma. In più abbiamo organizzato una jam session di writers, riqualificando un bel pezzo di mura in una parte un po' periferica del paese, che però è sempre oggetto di passaggio di numerose persone, perché fa parte di un percorso pedonale che la gente con le famiglie spesso percorrono, per cui ci riappropriamo, come dicevamo prima, di spazi che di risulta. Perché proprio Pinocchio? Pinocchio penso sia la storia di tutti, per cui fa parte del nostro, della nostra cultura, del nostro quotidiano. Una signora l'altro giorno durante una serata del festival ci ha detto: mi mancava Pinocchio. Mi è rimasta in mente questa cosa qua. Era una signora di una certa età, per cui, eppure c'erano anche i miei figli che hanno 2 e 6 anni, per cui voglio dire, tutte le fasce, perché è una storia che veicola dei valori importanti, no? Valori insomma che
abbiamo anche imparato attraverso questi 2 anni di isolamento, di Covid, in cui tante persone anche hanno scelto di cambiare vita, in cui è stato difficile fare i sacrifici, tornare a raccontare la storia di Pinocchio, credo che sia un messaggio importante. Noi ci abbiamo provato e speriamo insomma che il messaggio, visto anche comunque le presenze sono numerose, diciamo la popolazione ha risposto in maniera anzi forse meravigliosa. oltre le nostre aspettative, per cui siamo molto contenti. Allora in cantiere c'è anche un post nella vostra mente? Noi continuiamo ora abbiamo in programma una parete, il 19 luglio arriverà l'artista Agostino Iacurci, un artista romano bravissimo, e poi sono in programma, c'è un'altra parete in programma ma è ancora top secret, e poi vedremo insomma l'evolversi della situazione. Potrebbe diventare anche un'occasione di richiamare i turisti a Riese, una cosa del genere, perché di fatto Riese diventa una piccola opera d'arte. Allora, noi ci ispiriamo proprio a un progetto nato qualche anno prima di noi, in un contesto completamente diverso, che si chiama il comune di Aielli in provincia dell'Aquila. Infatti era anche uno degli eventi del festival, che però purtroppo è saltato perché il sindaco, che era nostro ospite, è risultato positivo il pomeriggio, era già giunto a Riese. Però loro sono partiti con questo progetto che si chiama Borgo Universo, che è legato al fatto che in questo piccolo paese c'era un osservatorio astronomico in una torre medievale e un importante astronomo dell'Ottocento, e hanno preso questo appunto come filone di ispirazione per le opere. Hanno iniziato un percorso appunto di creazione di opere di street art nel paese. Loro sono partiti prima, quindi hanno già veramente un piccolo paese da 1000 abitanti, quindi arroccato sui monti della Marsica. Però questo ha innescato una serie di meccanismi veramente incredibili. Stanno diventando un caso studio, hanno una potenza mediatica incredibile, erano su Rai 1 anche la settimana scorsa. Però sindaco, con tutte le emergenze e con tutte le difficoltà che un primo cittadino si è ritrovato a gestire in questi 2 anni, come si trova lo spazio anche per questo? Cioè per dare voce all'arte e alla bellezza, come dicevi? Secondo me, se non si trova lo spazio è una sconfitta, perché questo è guardare oltre, avere una visione e continuare a sognare. Se ci limitiamo alla semplice gestione dell'ordinario, per quanto difficile, e dello straordinario, perché questi anni sono stati anni straordinari e temo continuarlo a essere ancora per un po', però se ci limitiamo a questo limitiamo tantissimo le nostre capacità di seminare per il futuro. Per cui anche il fatto che questo progetto sia vissuto in questa maniera così partecipata dalla comunità, non solo di Vallà, è importante per dare gambe, perché ovviamente un sindaco o un'amministrazione hanno un tempo ben definito, per fortuna, perché è giusto che ci sia un ricambio, ma se il progetto è vincente, come lo sta succedendo a Borgo Universo, in cui ci sono dinamiche anche sociali ma anche economiche importanti, perché no? Dico, potrebbe essere veramente che diventi un punto di riferimento turistico, come abbiamo dei casi anche senza andare giù in Abruzzo, anche qui vicino. Bisogna crederci, fare i passi giusti, investire, e infatti è quello che stiamo cercando anche a livello di area più ampia, perché il progetto è piaciuto a livello di intesa programmatica d'area della Castellana, di Castelfranco Veneto, e per cui stiamo facendo un ragionamento anche su questo. Ovviamente non ampliare tout court così com'è, fare murales dappertutto, ma ragionare per creare un distretto culturale omogeneo a livello di Castellana. Questo secondo me è la via da perseguire, perché la cultura, spesso si abusa del termine cultura e del volano economico, ma se ci si crede, secondo me può veramente cambiare anche non solo dal punto di vista sociale ma anche economico un'area. Ed è bellissimo immaginare come un progetto di questo tipo riesca a mettere in comunicazione l'imprenditoria, no? La pubblica amministrazione e i cittadini e ovviamente il territorio. Quindi grazie per l'esempio che avete
portato qui in diretta da noi. Io so che questa sera a Riese ci saranno anche le premiazioni dei cittadini, le persone che si sono distinte in varie attività nel corso del 2021, sarà consegnata anche la Costituzione ai neo diciottenni, quindi c'è un altro momento importante questa sera. Esattamente, noi abbiamo chiamato Riese, Premia Riese, andiamo a dare degli attestati, dei premi a delle persone che sono distinte nelle loro attività e presenteremo un documentario fatto da un tuo collega, Dimitri Feltrin, su un'esperienza l'ha chiamato Le ragazze della Biblio, ed è la storia di come 13 ragazze sul finire degli anni 60 si sono inventate un'estate di dire: ma perché non creiamo una biblioteca? Sono andate a raccogliere i libri in giro per il paese col carrettino, col parroco che diceva in chiesa verranno queste ragazze. Hanno dato vita alla prima biblioteca e da là è nata la Biblioteca Comunale di Riese. Siccome è una storia ispirante, bellissimo. abbiamo fatto questo piccolo documentario e lo presenteremo stasera. Allora, presso la Casa Riese alle 20:45. Grazie Matteo Guidolin, grazie Anna, primo cittadino, e grazie a Mauro Berti, presidente dell'associazione Collettivo Bocaverta. Grazie anche a voi per il vostro impegno e a voi telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Io vi ricordo che l'informazione torna su Antenna 3 a partire dalle 18:30. Arrivederci.